Bene, allora possiamo iniziare l'incontro. A nome personale del Centro Balducci, come sempre saluto più cordiale e amichevole a ciascuna e ciascuno di voi, soprattutto agli ospiti, quelli che sono qui in sala, e Tito Boeri e Maurizio Landini collegati. E questo è il secondo incontro di questo 28° convegno del Centro Balducci, Osare per un futuro. E abbiamo pensato di non fermarci, e anche se in modo più limitato, sia rispetto ai relatori, sia rispetto alle possibilità di affluenza, per mantenere in modo preciso tutte le norme, però abbiamo pensato di continuare, e nonostante queste riduzioni noi speriamo che il contenuto non sia minore. E pensando a quali potevano essere le questioni da affrontare, abbiamo pensato a quelle sempre presenti nella storia delle persone, dei nuclei affettivi, così comprendiamo tutte le forme di famiglia, delle comunità locali e di quelle di tutti i popoli del mondo, sempre con una visione planetaria. E alcune questioni che il coronavirus, questa pandemia, ha evidenziato maggiormente. E soffermandoci poi via via abbiamo notato che sono le stesse che risultano come principi fondanti della nostra Costituzione. Quindi ieri sera la questione della salute, riflettendo su come si possa umanizzare la sofferenza, la malattia e anche la morte. Il secondo incontro, quello di questo pomeriggio, il lavoro, che è sempre una grande questione delle persone, delle società. Fra l'altro la nostra Repubblica, come dice l'articolo 1, è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, in cui si dice che certo il lavoro è importante per poter vivere come fonte della vita, ma è congiunto strettamente alla dignità delle persone. E poi domani ingiustizia e razzismo, quindi giustizia e accoglienza delle diversità, e domenica mattina protagonisti ragazzi, giovani, per costruire insieme un futuro di pace. Abbiamo oggi presente delle persone che in partenza garantiscono qualità. L'Università di Udine, con la presenza di Valeria Fillì e di Marina Brollo, e qui in sala, come le vediamo, e poi Marco Mizzolo, un amico che viene da Roma e che per il suo impegno nei confronti di chi sfrutta il lavoro delle persone sta rischiando la vita. Parlavamo prima di come per 4 volte gli abbiamo fatto saltare l'auto sotto casa. In collegamento Maurizio Landini e Tito Boeri, che sono già stati in questa sala, e quindi è nata anche una sintonia che ci ha permesso di rivolgersi a loro e di richiamarli per dare il loro contributo. E cui io auguro chiaramente a tutti, e a me per primo, di trarre un proficuo insegnamento da questo incontro. E buon incontro a tutte voi e a tutti noi. Grazie. Grazie per questo passaggio di testimone. Buonasera a tutte e a tutti. È un piacere, un onore essere qui a questo importante convegno, questo importante appuntamento del Centro Balducci, e ringrazio il Centro Balducci per avermi chiesto di fare da presentatrice del tavolo e un'introduzione a questi ospiti così qualificati. Ringrazio anche gli organizzatori e tutto lo staff, perché ovviamente dietro questi eventi, specialmente in questo momento storico, c'è molto lavoro, anche molto lavoro di volontariato. Il tema di queste giornate è un tema molto sfidante, osare per progettare il futuro. Quindi è chiaro che già nel titolo
si capisce che stiamo guardando avanti, quindi che cerchiamo di guardare oltre l'orizzonte. E i temi sul tappeto, che potete leggere anche nel sottotitolo, sono salute, lavoro, giustizia, giovani, quindi stiamo parlando di tematiche enormi, molto complesse, in particolare i giovani sono il futuro. E allora è chiaro che in questo titolo, Osare per progettare il futuro, noi stiamo parlando fondamentalmente ai giovani, che sono il nostro futuro, e la domanda che ci dobbiamo porre è che pianeta, che società e quindi che futuro stiamo consegnando loro. Salute, lavoro e giustizia sono le colonne portanti di una società democratica. E quindi è chiaro che parleremo di questioni essenziali in queste giornate. La parola osare nella scelta di questo titolo mi ha fatto molto riflettere. Perché osare? Perché Pierluigi Di Piazza e gli altri organizzatori hanno scelto la parola osare per progettare il futuro. Non si poteva soltanto scrivere progettare il futuro. Allora ho pensato che forse questa parola osare, questa parola che hanno scelto, e non mi sono confrontata con loro, quindi sono mie deduzioni, un'attività interpretativa che è tipica del giurista, che magari sbaglia completamente, ma ci prova. Ho pensato che questa parola osare perché dà l'idea dello sforzo e dà l'idea del coraggio. Quindi per cambiare le cose, per spezzare dei circoli viziosi, per modificare le cattive prassi, per modificare dei modi così di interpretare la realtà, dei paradigmi consolidati, bisogna avere coraggio e quindi bisogna osare. Quindi forse è per questo che in questa sede si è scelto questo verbo. E questa sera oseremo a fare dei ragionamenti che sono dei ragionamenti che scavano nel presente guardando al futuro, con ospiti molto qualificati. Ospiti che non avrebbero bisogno nemmeno di presentazione, ma che ovviamente vanno comunque giustamente presentati. Li dico in ordine di locandina. Tito Boeri, economista, professore alla LUISS, ex presidente dell'INPS. Marina Brollo, professoressa di diritto del lavoro nell'Università di Udine, presidente dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, quindi la più importante associazione dei lavoristi in Italia, e coordinatrice del laboratorio lavoro, il nostro laboratorio presso il nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche, di cui anch'io faccio parte. Maurizio Landini, segretario della CGIL, prima della FIOM, e poi Marco Mizzolo, sociologo, che ci racconterà questa esperienza di sociologo in prima linea, quindi con dei racconti che non sono soltanto appunto la narrazione di qualcosa che viene studiato, diciamo, sui libri, ma è vita vissuta, quindi realtà toccate con mano. Prima di dare la parola a questi prestigiosi relatori, voglio fare soltanto alcune brevi considerazioni, perché l'altro titolo che sarà il nostro filo conduttore di questo pomeriggio è La dignità umana a 50 anni dallo Statuto dei lavoratori. Eh sì, perché sono 50 anni dallo Statuto. Lo Statuto dei lavoratori nasce il 20 maggio del 1970, quindi ha compiuto 50 anni, è la legge 300 del 70, la legge tanto cara ai professori di diritto del lavoro, tanto cara ai lavoratori. A causa del lockdown, le celebrazioni in pompa magna del compleanno dello Statuto dei lavoratori sono saltate, ma non sono mancati webinar, non sono mancate le riflessioni sulle nostre riviste specializzate. Diciamo che da un lato la pandemia ha guastato la festa, dall'altro lato però la pandemia ha accelerato un processo di riflessione già in atto, anche se non così diffuso. Un processo di riflessione sulla situazione del lavoro in Italia e sulla situazione del diritto del lavoro italiano, perché ovviamente il diritto non crea occupazione,
ma il diritto conforma i comportamenti dei soggetti, delle persone. Quindi parlare di mercato del lavoro significa anche parlare di regole del mercato del lavoro, quindi di diritto del lavoro. Significa parlare di tutele, significa parlare di diritti, significa parlare di doveri. E quindi non si può parlare di mercato del lavoro se non si parla anche delle sue regole. Allora la riflessione che è stata accelerata in questo percorso, in questi mesi, è dettata dalla constatazione che tante cose sono cambiate repentinamente, ma stavano in fondo già cambiando. Voglio ricordare che lo Statuto dei lavoratori, anche per i non addetti ai lavori, è un qualcosa di conosciuto, anche mediaticamente se ne parla molto. Quindi lo Statuto dei lavoratori è rappresentato e rappresenta una pietra miliare in Italia. Possiamo dire che ha rappresentato un punto di non ritorno sotto il profilo della disciplina normativa, quindi delle regole dei rapporti di lavoro, ma anche sotto il punto di vista simbolico, ideologico. E durante questi 50 anni però, dobbiamo ricordarlo, lo Statuto dei lavoratori non è rimasto immobile, ma ha subito degli aggiustamenti, c'è stata un'opera di manutenzione di queste regole, di aggiornamento, addirittura in alcuni casi anche di modifica consistente, c'è chi ha parlato di stravolgimento, specialmente con delle riforme abbastanza recenti, e mi riferisco in particolare alla riforma Fornero del 2012 e al Jobs Act, la riforma Renzi del 2014-2015. Ma nonostante queste importanti riforme, la cassetta degli attrezzi utilizzata dal legislatore e utilizzata dal sindacato è stata fondamentalmente la stessa. Allora, intanto una prima domanda che io pongo ai relatori stasera, in particolare a quelli più addentro la materia del diritto del lavoro, che sono vari. Osare per progettare il futuro non significa anche cambiare passo, non significa anche cambiare alcuni attrezzi che abbiamo utilizzato fino ad oggi, quantomeno quegli attrezzi che sono invecchiati, che sono più obsoleti, che poco si addicono ad un mercato del lavoro così diverso. Perché quello che ci sta aspettando, in cui siamo già immersi in realtà, ma forse non ci siamo ancora resi conto pienamente, è che la pandemia ha consegnato a tutti noi una nuova questione sociale. Questa espressione, questione sociale, nasce, lo sappiamo, con la prima e con la seconda rivoluzione industriale, con i cambiamenti e gli stravolgimenti che si hanno con queste grandi rivoluzioni, che hanno poi anche lì rappresentato un punto di non ritorno nella storia del mondo occidentale e anche del resto del mondo. La questione sociale, quindi questa povertà diffusa delle classi più povere, ma che erano le classi utilizzate nella industria che si andava formando, questa questione sociale in quel momento storico è stata molto contrassegnata dall'idea di una questione di classe. Nasce il movimento operaio, nasce il sindacato. La questione sociale che stiamo affrontando noi adesso, di questa povertà che sta dilagando, che è ancora in parte narcotizzata dagli ammortizzatori sociali, questa questione sociale è una nuova questione sociale che però sta colpendo trasversalmente la nostra società. Tutto il tessuto produttivo, economico, sociale italiano è stato colpito dagli effetti economici della pandemia, già peraltro tessuto economico colpito dalla crisi del 2007-2008. E le previsioni sono di una recessione pesante, abbiamo sentito le previsioni del PIL quali sono, il calo dei consumi, il calo degli investimenti, il calo dell'export, l'aumento della disoccupazione, un aggravio profondo dei conti pubblici, che ovviamente graverà sulle future generazioni. Il governatore della Banca d'Italia poco tempo fa ha detto che il PIL italiano è tornato ai livelli di 30 anni fa.
e che il collasso dell'economia che stiamo vivendo non è dovuto soltanto al Covid-19, ma comunque ad una crescita debole a partire dagli anni 90. Quindi la domanda che ci viene consegnata da quello che ci sta succedendo intorno, da quello in cui siamo immersi, è come affrontare l'ondata di povertà che ci aspetta, che in realtà deve ancora arrivare, ripeto, perché siamo comunque ancora narcotizzati dagli ammortizzatori sociali e dai sussidi che sono stati erogati da un welfare che partiva già in una condizione di grande difficoltà, tecnicamente noi diciamo di insostenibilità. Allora, come tutelare la dignità dei lavoratori in un mondo del lavoro e in un mercato del lavoro che è cambiato moltissimo dal 1970. La cassetta degli attrezzi del legislatore e la cassetta degli attrezzi del sindacato può rimanere la stessa? O deve cambiare? O va cambiata? Non si può pensare, a mio parere, e nemmeno auspicare che il blocco dei licenziamenti duri in eterno. Non si può auspicare che si viva di assistenzialismo e di ammortizzatori sociali, narcotizzando il mercato, narcotizzando la popolazione e consegnando un welfare instabile e sempre più povero alle future generazioni. Non si può pensare che lo smart working sia l'unica soluzione per il futuro, sia la panacea di tutti i mali, neanche nel pubblico impiego. Lo Stato in questo momento sta spendendo soldi che non ha e quindi la domanda è che cosa lasceremo ai nostri figli e alle nostre figlie. E allora sì che bisogna osare. Bisogna osare per progettare il futuro, per rimettere in discussione, senza troppi paletti ideologici o tabù, le rendite di posizione che non ci possiamo più permettere. Il nostro mercato del lavoro da tempo vive una condizione difficile. Noi tecnicamente parliamo di dualismi, i dualismi del mercato, cioè il mercato diviso in due. Per esempio, gli insiders, chi è dentro il mercato, chi lavora, gli outsiders, quelli che sono fuori, che non riescono a entrare. Non dimentichiamoci che è in aumento esponenziale il numero di persone che restano fuori dal mercato, che sono marginalizzati, che non riescono ad accedervi nemmeno con dei lavoretti. E non dimentichiamoci che lo statuto dei lavoratori tutela chi è già dentro e chi è più forte, quindi comunque tutela una parte limitata dei lavoratori e sempre più limitata. Un altro dualismo del nostro mercato del lavoro, quello tra autonomia e subordinazione. I lavoratori subordinati sono da sempre stati considerati l'oggetto principale di tutela del legislatore, in quanto ontologicamente più deboli, contrattualmente più deboli. Sì, ma non dimentichiamo che oggi i deboli sono anche i lavoratori autonomi. Nella pandemia lo abbiamo toccato con mano, addirittura i liberi professionisti hanno manifestato grossissime difficoltà economiche. Una forte debolezza socio-economica è presente oggi ed è molto forte nell'area dell'autonomia, non più solo nell'area della subordinazione. Poi un altro dualismo del mercato del lavoro tra chi è dipendente pubblico e chi è dipendente privato, e l'abbiamo visto anche qui nella pandemia. Comunque i dipendenti pubblici sono stati più tranquilli. Comunque il pubblico impiego continua a rappresentare anche una forma di ammortizzatore sociale. E ancora, un altro dualismo. Se nell'ambito della subordinazione, cioè tra i lavoratori subordinati, abbiamo comunque quelli dipendenti della grande impresa che sono più tutelati, quelli dipendenti della piccola impresa che sono meno tutelati. Abbiamo nell'area della subordinazione i lavoratori a tempo indeterminato che sono più forti, sono più tutelati, i lavoratori precari, a termine, che lavorano saltuariamente o che sono a part-time, che hanno comunque una debolezza più forte. Quindi i dualismi nel nostro mercato sono tanti, non sono di ieri, non
non nascono dalla pandemia. La pandemia ha tolto il velo, abbiamo bucato quel velo che in qualche modo li aveva ricoperti, anche se, devo dire, nel nostro ambiente ovviamente di queste tematiche si discute da tempo. Allora, chiudendo, progettare il futuro secondo me significa puntare sui doveri e non solo sui diritti, per esempio. La pandemia ci ha fatto capire quanto la responsabilità di ciascuno è fondamentale per la tutela della collettività. L'esempio è quello della mascherina e del lavarsi le mani, ma l'esempio può essere portato in molti casi. Ciascuno deve fare il suo. Un atteggiamento parassitistico, un atteggiamento che aspetta sempre qualcosa dallo Stato è un atteggiamento sbagliato. Dobbiamo tutti rimboccarci le mani e fare qualcosa a nostro modo, nel nostro piccolo, con le nostre possibilità. Ancora, per me progettare il futuro significa guardare le cose come stanno. Troppe volte si guardano le cose partendo da punti di vista molto ideologici. Dobbiamo essere realisti e dobbiamo guardare a certi fenomeni con una buona dose di concretezza e di realismo, rendendoci conto che le realtà produttive sono fondamentali per creare occupazione e quindi bisogna anche sposare le esigenze dell'impresa, senza le quali imprese non c'è lavoro. Sul welfare, un particolare sostegno deve essere dato al welfare, ma in modo studiato, in modo sano, in modo da garantire le famiglie. Voglio segnalare questo. L'Italia è uno dei paesi al mondo con il tasso di natalità più basso. Le donne non fanno più figli e allora il welfare, il nostro welfare deve puntare sulla famiglia, deve puntare sulle donne per spingerle e spronarle a fare figli. Perché in un invecchiamento della popolazione il nostro basso tasso di natalità crea dei problemi di sostenibilità del nostro welfare enormi. Ultima cosa, per me progettare il futuro significa anche ripensare allo statuto dei lavoratori in altro modo, significa progettare un diverso statuto, che possiamo chiamare come vogliamo, dei lavori o ancora dei lavoratori, ma uno statuto che tenga conto anche di chi in questo momento è fuori, di chi è più debole, degli autonomi, dei precari, cioè dei soggetti che in questo momento sono scoperti, perché la coperta dello Statuto dei lavoratori è una coperta corta che lascia scoperte intere parti. La domanda allora su cui chiudo è anche provocatoria, visto che abbiamo la presenza di Tito Boeri, Marina Brollo e Maurizio Landini, che sono tutti molto dentro la materia lavoristica, e poi lancio però la sfida anche a chi si occupa di lavoro nero, quindi proprio degli esclusi. Non è meglio estendere l'area della protezione anche, eventualmente, rivedendo i livelli attuali di protezione e in parte anche abbassandoli laddove sappiamo che ci sono tutele eccessivamente alte che non ci possiamo permettere? Non è meglio andare a ridistribuire le tutele e non soltanto arroccarsi su tutele di chi le tutele ce le ha e ovviamente non le vuole mollare? Questi sono solo spunti di riflessione, anche provocatori, che rimetto nelle mani dei relatori e quindi mi taccio e con grandissimo piacere, perché come gli ho detto al telefono sono una sua grande fan, cedo la parola al professor Tito Boeri che spero mi senta. Professore, è online? Certo, ho sentito con molto interesse le cose che ha detto. Quindi innanzitutto grazie di questo invito, grazie per Luigi Di Piazza, è solo un grande dispiacere non poter essere con voi, perché appunto queste riflessioni con un pubblico anche qualificato, che insomma vive queste esperienze, che è impegnato nel sociale, potrebbero essere... avrei potuto avere anche da voi dei commenti molto utili. Io direi che bisogna cominciare a parlare del non lavoro prima di parlare del lavoro, perché noi abbiamo, credo, conosciuto soprattutto nell'ultimo decennio
una componente di non lavoro che è abbastanza strutturale, cioè sono persone che sono il cui capitale umano, le cui conoscenze, la cui esperienza lavorativa insomma, è stata resa obsoleta dal cambiamento tecnologico che è stato molto rapido anche all'interno del nostro paese e che oggi poi vivono un secondo cambiamento profondo, cioè questa pandemia ha in qualche modo reso alcune attività molto rischiose dal punto di vista epidemiologico, per cui le persone che erano abituate a lavorare con frequenti contatti con altre persone, molto esposte ai contatti interpersonali, si sono trovate di colpo spiazzate, perché evidentemente questo tipo di attività le esponeva loro, esponeva tutte le altre persone ad un alto rischio di contagio. Ecco, noi dobbiamo, credo, per prima, quando noi pensiamo alle tutele, a come affrontare i problemi del nostro mercato del lavoro, noi abbiamo il dovere di pensare innanzitutto a queste persone, che sono rimaste in qualche modo ai margini del mercato del lavoro e che si trovano obiettivamente in condizioni di grande difficoltà, che non facilmente potranno essere reintegrate nel breve periodo nel nostro mercato del lavoro. Qui c'è una disoccupazione di lunga durata che è presente. In Italia sappiamo è molto concentrata sui giovani, ma ci sono anche persone attorno ai 50-55 anni che sono in queste condizioni e che in qualche modo richiedono un'attenzione particolare. Ecco, può essere che si possa per alcune di queste trovare un futuro di lavoro perché ci sono una serie di attività anche che possono essere stimolate dall'operatore pubblico, dall'associazionismo a livello locale, mi riferisco a lavori di pubblica utilità, altre attività che possono richiedere anche lavoro non molto qualificato e quindi non richiedono soprattutto per persone che sono verso la fine della loro carriera lavorativa, il dover in qualche modo fare dei processi di formazione accelerati. Per esempio la stessa pandemia creerà, credo, delle opportunità di lavoro in tutte le attività di controllo, di sanificazione degli ambienti, ecco, sono tutte attività che non credo richiederanno dei livelli di qualificazione molto elevati e che possono offrire qualche opportunità anche a persone che sono state spiazzate dal cambiamento tecnologico o dalla stessa pandemia. Ma inevitabilmente noi avremo anche una componente di questo non lavoro che difficilmente riusciremo a reintegrare nel mercato del lavoro. E a loro dobbiamo pensare. Per cui io sono molto d'accordo con quanto veniva detto, non ci vuole l'assistenzialismo, però noi abbiamo il dovere di fornire a queste persone un'assistenza. E io ho trovato un po' strano che in Italia, quando è stato introdotto finalmente, dopo anni, io mi ero battuto da sempre perché questa operazione venisse fatta, un sistema di assistenza sociale universale di base, un sistema di contrasto alla povertà, è stato il reddito di inserimento e poi il reddito di cittadinanza, tutti l'hanno presentato come se fosse qualcosa che serviva per spingere le persone a lavorare. Attenzione, no, non è questo lo scopo prioritario di uno schema di quel tipo. Certamente uno schema di quel tipo non deve dissuadere dalla ricerca di un lavoro, ma l'obiettivo prioritario di uno strumento di questa natura è quello di ridurre il numero di poveri, di permettere a queste persone di raggiungere un livello di vita dignitoso. E non tutte queste persone sono in condizione di lavorare. Pensiamo ai dati, per esempio, del reddito di cittadinanza. Su questi 3 milioni di beneficiari, le persone che sono in condizione di sottoscrivere un patto per l'impiego, il che vuol dire che sono nella possibilità di poter lavorare, sono circa 900.000, quindi un terzo. Le altre persone sono persone che per varie ragioni, questioni di marginalità sociale, problemi proprio di integrazione generale, di malattia, anche di condizioni di salute, intendendo in questo anche aspetti di natura psicologica ovviamente, non sono oggi in condizioni di lavorare, presumibilmente non lo saranno ancora per un po' di tempo. E poi ci sono delle persone, ripeto, le cui conoscenze sono state rese talmente obsolete dal cambiamento
che difficilmente riusciremo a recuperarle, almeno in tempi relativamente brevi. E noi abbiamo sempre avuto degli ammortizzatori sociali che erano adatti per delle crisi cicliche, brevi. C'era una recessione, si aiutavano le persone, li si metteva in cassa integrazione, poi la recessione finiva e queste persone tornavano a lavorare, oppure c'erano dei sussidi di disoccupazione. In verità in Italia i sussidi di disoccupazione sono sempre stati storicamente poco generosi. Avevamo più che altro dei costi di licenziamento molto forti che in qualche modo spingevano le imprese a tenersi i lavoratori durante anche le fasi negative del ciclo. E poi le cose miglioravano e anche le imprese potevano andare avanti, i lavoratori trovavano in qualche modo la possibilità di continuare la loro esperienza lavorativa. Ma noi oggi abbiamo problemi nuovi, abbiamo persone che per molto tempo rischiano di trovarsi in una situazione di disagio e ai margini del mercato del lavoro. E allora abbiamo il dovere assoluto di prestare un'assistenza di base. Noi dobbiamo farlo bene. Purtroppo il reddito di cittadinanza non lo fa, a mio giudizio, in modo soddisfacente, perché non raggiunge moltissime di queste persone povere, che ha diciamo, dei criteri di accesso tali da non raggiungere soprattutto le sacche di povertà più forti in Italia, che sono tra le famiglie numerose. Ha un difetto anche nei controlli, per cui alla fine stiamo dando dei soldi e assistenza a persone che non ne avrebbero bisogno, che operano nel sommerso o che comunque hanno situazioni patrimoniali che consentirebbero loro di poter in qualche modo badare a se stessi senza la necessità di questa assistenza. E poi certamente è disegnato male per spingere quelli che possono a cercare un lavoro, perché per ogni euro che viene guadagnato viene tolto un euro dall'assistenza sociale, che è come se noi tassassimo i lavori di queste persone al 100%. Dicevo prima, non dobbiamo scandalizzarci se alcune persone non lavorano e le aiutiamo, perché non sono in condizione di lavorare, ma chi è in condizione di lavorare noi dobbiamo spingerlo assolutamente a lavorare, soprattutto non dobbiamo scoraggiarlo dal cercare un lavoro, anche perché il vero modo per loro di uscire dalla povertà è quello di essere reintegrati nel mercato del lavoro. Quindi se hanno questa opportunità, se si vedono offerto un'opportunità di lavoro, noi dobbiamo metterli assolutamente nelle condizioni di accettarla, spingerli ad accettarla nel modo più assoluto. Ecco, quindi su questo credo che noi dobbiamo assolutamente andare a un ripensamento di quello strumento. Per fortuna abbiamo adesso delle risorse abbastanza importanti, circa 7 miliardi che vengono destinate all'assistenza, a questa forma di assistenza sociale. Con quei soldi noi possiamo fare molto meglio e a mio giudizio dovremmo anche pensare un po' ad ampliare questo bilancio e raggiungere più persone. Ma passiamo a questo punto al lavoro. Io sono molto d'accordo con le considerazioni che venivano fatte sui dualismi del nostro mercato del lavoro. Noi abbiamo delle differenze molto forti di trattamento e le abbiamo viste ancora di più operare durante questa crisi, perché è vero, sono stati attivati strumenti proprio per affrontare la situazione di emergenza, e quindi abbiamo avuto il blocco dei licenziamenti, abbiamo avuto la cassa integrazione che sulla carta avrebbe dovuto raggiungere tutti i lavoratori che erano coinvolti dal lockdown, soprattutto il mondo della piccola impresa. Abbiamo introdotto dei bonus per il lavoro autonomo, ma in realtà anche operando in questo modo noi abbiamo finito per lasciar fuori altre persone, soprattutto abbiamo in qualche modo agito unicamente sul rischio di perdere il posto di lavoro, dimenticandoci del fatto che ci sono persone che un lavoro non ce l'hanno ancora e vorrebbero averlo, disoccupati di cui parlavo in precedenza, persone che provengono per esempio dall'istruzione, dal mondo della scuola, che si affacciano per la prima volta nel mercato del lavoro, oppure persone che avevano un contratto flessibile, che quindi non è stato protetto dal blocco dei licenziamenti, perché il loro non è stato un vero e proprio licenziamento, ma semplicemente il termine di un contratto temporaneo, che si sono ritrovati completamente al di fuori, senza alcuna opportunità di reinserirsi nel mercato del lavoro, perché la reazione che c'è stata immediata delle imprese al blocco dei licenziamenti e alla cassa integrazione è stata quella di
completamente bloccare i licenziamenti. Quindi noi abbiamo visto che quest'anno, nonostante provvedimenti così forti, così, ripeto, io all'inizio ero d'accordo sul fatto di prenderli, che è stato giusto immediatamente cercare di bloccare l'impatto di questa crisi sul mercato del lavoro. Faccio un inciso, normalmente le crisi hanno un impatto sul mercato del lavoro che ha luogo nel corso del tempo. Nella recessione del 2008-2009 inizialmente ci sono stati crolli di borsa, ci sono state certamente imprese che hanno affrontato grandi difficoltà, ma prima che questo si traducesse in disoccupazione è passato parecchio tempo. Nel caso della pandemia noi abbiamo avuto dall'oggi al domani milioni di lavoratori che sono rimasti a casa. Se noi non facevamo qualcosa sul lato dei licenziamenti o della cassa integrazione, queste persone rimanevano disoccupate. Insomma, successo negli Stati Uniti dove non avevano la cassa integrazione. Non abbiamo mai avuto un'esplosione così rapida nel giro di pochi giorni, milioni di persone che avevano fatto domanda per i sussidi di disoccupazione. Quindi abbiamo fatto bene a fare queste cose, però avremmo dovuto ricordarci, soprattutto una volta che la fase più profonda della crisi era finita, una volta che abbiamo superato il lockdown, del fatto che c'erano anche persone fuori. E se noi oggi blocchiamo indiscriminatamente i licenziamenti ovunque, poi finiamo per bloccare anche le assunzioni, perché i datori di lavoro, data anche la grande incertezza che oggi c'è, finiscono per non assumere più nessuno. Non assumendo qualcuno, noi lasciamo fuori delle persone. Sono delle persone che spesso sono anche in condizioni economiche non facili. Ricordiamoci che in Italia, lo dicevo anche prima, la povertà oggi è concentrata tra persone relativamente giovani e con famiglie numerose, quindi escludere queste persone è qualcosa che è molto socialmente costoso e che può essere anche economicamente costoso, perché sono persone che hanno anche delle aspirazioni, del capitale umano. I giovani hanno anche più volontà di rischiare, hanno più talenti imprenditoriali, sono persone che possono creare valore per tutti noi. Quindi dobbiamo assolutamente mettere al centro delle nostre attenzioni queste persone. Io temo che spesso non lo si faccia e devo dire purtroppo il nostro sindacato anche spesso ha dimostrato di non avere una particolare attenzione verso queste categorie. Poi un'altra distinzione importante che veniva accennata anche nelle considerazioni introduttive è quella tra lavoro autonomo e lavoro alle dipendenze. Io credo che abbiamo diverse indicazioni del fatto che i confini tra lavoro autonomo e alle dipendenze si sono fortemente ridotti nell'ultimo periodo. Abbiamo avuto lo sviluppo di nuove forme di lavoro, pensiamo al lavoro su piattaforma, ai cosiddetti gig workers, ai lavoretti. Sono persone che vedono organizzato il proprio lavoro da qualche grande gestore di piattaforme, qualche diciamo, operatore online, ma che poi sono abbastanza libere di organizzare il proprio lavoro, non hanno degli orari fissi, decidono loro quando lavorare e quando non lavorare. E quindi hanno dei tratti del lavoro alle dipendenze, il fatto di avere spesso un monocommittente, hanno altre componenti che sono tipiche del lavoro autonomo, tra cui la grande flessibilità negli orari di lavoro. Un altro fenomeno invece a cui stiamo assistendo, ed è proprio il prodotto della pandemia, è il lavoro remoto. Io trovo che il termine smart working o lavoro agile sia un po' abusato, perché in molti casi è semplicemente una situazione a cui siamo costretti. Il lavoro non è sempre di soddisfazione, non è sempre un lavoro diciamo intelligente quello che viene fatto in remoto. Io personalmente preferisco di molto avere la possibilità di interagire con i miei studenti. Per fortuna ho ricominciato a insegnare, seppur sono insegnamenti, noi li chiamiamo ibridi perché abbiamo solo una parte degli studenti in aula, devo dire che sono molto felice di avere delle persone davanti a me di cui posso vedere come reagiscono alle cose che dico, posso sentire nei loro commenti, ma si potrebbero fare tantissimi altri esempi di questo tipo. Bene, comunque questa modalità di lavoro ha cambiato completamente, diciamo, il rapporto con gli orari di lavoro. Molte di queste attività noi le possiamo svolgere qualsiasi ora del giorno o della notte, non abbiamo obblighi di precisa presenza in ufficio con orari ben definiti.
anche questo è qualcosa che normalmente non apparteneva alla fattispecie del lavoro alle dipendenze, pur essendo lavoratori dipendenti, ecco che noi ci troviamo in una situazione che per certi aspetti assomiglia di più al lavoro autonomo. Ecco che allora noi dobbiamo un po' ripensare a come si possono offrire delle tutele, delle regole, e si può in qualche modo migliorare, diciamo, la produttività di queste attività, per renderla in qualche modo qualcosa che ci fa crescere, che dà opportunità a noi e alle altre persone, che crea valore anche per le altre persone. Io credo che ci sono delle riflessioni importanti che devono essere fatte da questo punto di vista. Voglio solo toccare due aspetti che mi sembrano importanti e su cui sicuramente poi avremo il parere molto autorevole di Maurizio Landini. Il primo riguarda i termini della contrattazione. Credo che l'idea che si possa continuare a contrattare come se ci fossero degli orari rigidi di lavoro è un'idea che rischia di lasciarci disarmati nel difendere il potere d'acquisto di persone che invece hanno delle attività che non sono soggette a degli orari strettamente definiti. Inevitabilmente noi dovremo dare più peso, a mio giudizio, anche nella contrattazione, alla definizione di obiettivi legati proprio alla performance, a ciò che il singolo o gruppi di singole persone riescono ad ottenere. Questo non vuol dire svilire la contrattazione, non vuol dire ritornare al cottimo, ma vuol dire semplicemente riconoscere il fatto che il nostro modo di lavorare è cambiato, è necessariamente cambiato, e ci sono molti lavori che vengono fatti in questo modo. Io penso che per esempio i rider abbiano diritto ad avere una retribuzione minima, cosa che oggi non hanno, e l'unico modo per fornire loro una retribuzione minima non è quella del salario orario, ma è inevitabilmente quello di andare a capire quali sono i tempi delle loro lavorazioni, i tempi medi, e assicurarsi che questa paga venga loro fornita in base al numero di attività che questi svolgono. Non vedo altro modo per garantire loro una retribuzione minima, e quindi difendere il loro potere d'acquisto di base. Quindi questo, c'è bisogno, a mio giudizio, di tenere conto di tutti questi aspetti, e credo che inevitabilmente tutto questo richiederà proprio un'attenzione specifica alle singole lavorazioni, alle singole condizioni lavorative, alle singole imprese. Questo è un compito molto difficile per il sindacato, perché deve riuscire a rappresentare non una tipologia unica di lavoratori, ma tipologie molto diversificate tra di loro e diversificate anche a livello di impresa. Quindi è un invito, credo, a fare molta più contrattazione sul territorio e nelle singole aziende per riuscire a dare in qualche modo tutele a questi lavoratori. La seconda considerazione invece ha a che fare con le nuove disuguaglianze che il lavoro in remoto tende a creare, perché il lavoro in remoto ha creato una situazione in cui il nostro posto di lavoro, il nostro luogo di lavoro non è più appunto la fabbrica, non è più l'ufficio dove noi andavamo in passato, ma è il proprio domicilio per molte persone. Noi sappiamo che il domicilio offre delle condizioni lavorative molto diverse. Ci sono delle persone che hanno delle case grandi, hanno delle situazioni familiari relativamente semplici, e altre persone che invece vivono in appartamenti molto piccoli, con persone che magari hanno bisogno di continua assistenza, che vedendo la loro presenza richiedono costantemente il loro aiuto. E chiaramente sono due condizioni lavorative diametralmente opposte. Questa seconda condizione lavorativa, quella meno favorevole, è spesso appannaggio delle persone che già in partenza sul mercato del lavoro, sul posto di lavoro, erano in una condizione vulnerabile di difficoltà rispetto agli altri. E allora noi dobbiamo pensare a queste nuove disuguaglianze che si possono generare nel mercato del lavoro, allora prestare una particolare attenzione. Io credo che anche qui sia importante che come operatori pubblici, come sindacato, si vada nella direzione di pensare a come dare a queste persone la possibilità di lavorare in remoto, ma in condizioni che non siano
sfavorevoli rispetto agli altri lavoratori, ad esempio facendo sì che si creino degli spazi, degli uffici decentrati, dei luoghi di co-working in cui loro possono andare senza dover fare grandi spostamenti, quindi esporsi al rischio epidemiologico di contagio nei trasporti pubblici, senza dover necessariamente andare appunto in ufficio o nella propria azienda, ma magari trovando degli spazi lavorativi con delle buone connessioni vicini a casa propria. Ecco, questo è un problema che ha a che vedere con le politiche urbanistiche, con i piani dei comuni, sono tante cose che devono essere messe in piedi, ma che a mio giudizio di cui bisogna assolutamente cercare di occuparsi. Ecco, quindi io penso che dobbiamo davvero guardare alle nuove tutele, alle nuove dimensioni del mercato del lavoro, stando molto attenti a queste nuove barriere che si possono creare. L'attenzione deve essere assolutamente molto forte e deve anche coinvolgere appunto un ripensamento degli ammortizzatori sociali da cui ero partito precedentemente. Avevo parlato appunto del reddito minimo garantito. Io credo che anche nel disegno dei sussidi di disoccupazione, degli altri strumenti, degli altri ammortizzatori sociali, bisogna tenere conto di queste nuove realtà. Abbiamo fatto qualche esperienza nell'allargare la copertura di strumenti come la NASPI a persone che sono appunto ai confini tra il lavoro autonomo e il lavoro alle dipendenze. Abbiamo avuto esperienze come quelle della Discol. Sono delle esperienze a mio giudizio significative e importanti che noi dobbiamo assolutamente valorizzare. Ecco, per coprire queste persone la cassa integrazione non è lo strumento più adatto, perché chiaramente essendo in situazioni non strettamente di lavoro alle dipendenze la cassa integrazione non può essere attivata, mentre invece sussidi di disoccupazione veri e propri possono funzionare. Quindi io credo che a questi strumenti noi dobbiamo guardare anche per coprire queste fasce che si trovano un po' a metà tra il lavoro alle dipendenze e il lavoro autonomo. E qui io mi fermerei per dare poi spazio agli altri relatori e semmai mi riservo di intervenire successivamente. Grazie ancora per l'opportunità che mi avete dato. Grazie. Grazie per questo intervento sempre molto chiaro, ricco di spunti. Alcuni così punti fermi ce li ha dati nel suo ragionamento. Importante la differenza tra assistenzialismo e assistenza. Certamente va rimarcata questa differenza, quindi l'assistenzialismo è un termine che denota la degenerazione e quindi è una patologia, un fenomeno patologico, ma l'assistenza è fondamentale. La nostra Costituzione si fonda sul welfare, noi siamo un welfare state, abbiamo l'articolo 38 della Costituzione che ci parla di previdenza e assistenza, quindi un dovere costituzionale, quello della tutela di chi ha bisogno. È importante anche quello che lei ha detto sul reddito di cittadinanza, anche per chiarire degli aspetti che molte volte nei media vengono fraintesi, cioè insomma dei concetti che vengono un po' buttati lì a minestrone. È vero che il reddito di cittadinanza all'italiana promuove anche in qualche modo l'occupazione perché lega la parte dell'assistenza alle politiche attive del lavoro, al reinsediamento lavorativo, ma è assolutamente vero che esistono soggetti che è difficile reinserire, questo non solo in Italia, in generale, e tutte le misure nei vari paesi che hanno un reddito di cittadinanza o basic income, come vogliamo chiamarlo, prendono assolutamente in considerazione il fatto che ci sono soggetti che con difficoltà riescono a essere inseriti nel mercato e su cui bisognerebbe lavorare perché deve essere fatto molte volte o perché non possono proprio lavorare, oppure c'è una marginalità sociale così forte che crea difficoltà nell'integrazione sociale e lavorativa, quindi certamente sono soggetti di cui lo Stato si deve fare carico, magari potenziando la parte sull'integrazione sociale, e questo è proprio il luogo dell'integrazione, il centro Balducci, quindi sono parole importanti e qui si sa che cosa vuol dire fare integrazione e dirò di più, inclusione
che è l'evoluzione dell'integrazione. Ancora una puntualizzazione, anche perché adesso modificheremo la locandina, c'è Maurizio Landini in collegamento, il segretario generale della CGIL, e visto che ha un problema e deve dopo chiudere il collegamento, diamo la parola prima a Maurizio Landini e dopo a Marina Brollo. E allora, nel ragionamento che ha fatto Tito Boeri si è proprio lanciata una palla, che poi è un po' quella che avevo lanciato anch'io, al sindacato, perché Tito Boeri appunto ha detto i temi della contrattazione, quindi il sindacato deve aggiornare, se vogliamo, anche un po' la sua cassetta degli attrezzi ai temi della contrattazione. Il professor Boeri ha citato le questioni dell'orario, del lavoro da remoto, dei riders e delle nuove diseguaglianze causate dallo smart working. Una delle tematiche importanti di cui ci parlerà dopo la professoressa Brollo è proprio relativa allo smart working, e uno dei temi è quello dell'orario, e si parla nel nostro ambito, insomma, tra tecnici, di porosità del tempo, cioè quando noi ormai facciamo il lavoro da remoto non abbiamo più confini, cioè il tempo di vita, il tempo di lavoro, che una volta erano abbastanza chiari perché si timbrava il badge, il cartellino, quindi lavoro X ore e poi ho il tempo di vita. Ecco, tutto questo, se nel lavoro autonomo, devo dire la verità, era già promiscuo, già confuso, adesso si è confuso anche nel lavoro subordinato, perché ovviamente lavorando da casa il tempo di vita è entrato nel lavoro e il lavoro è entrato nel tempo di vita. Quindi tanti temi. Maurizio Landini è in collegamento con noi? Ci sente? Bene, se ci sente le chiedo di intervenire, le lascio la parola, visto che siamo molto contenti e onorati di averla qua con noi e molto ansiosi di ascoltare quello che ha da dirci. Innanzitutto grazie per l'invito, vi chiedo scusa, però è una giornata un po' impegnativa, quindi non sono riuscito a sentire tutto ciò che avete detto. Io vorrei dare un contributo a partire, lo dico subito, da un punto. Io credo che affermare oggi la centralità del lavoro e soprattutto il diritto delle persone non solo di lavorare, ma di potersi realizzare nel lavoro che fanno, significa affrontare due cose. Uno, assumere l'obiettivo del superamento della precarietà nel lavoro. Perché io credo che oggi uno dei problemi di fondo sia il livello di precarietà non più accettabile, che naturalmente determina anche una precarietà della vita, oltre che della persona, quindi anche delle relazioni, che a me sembra uno dei temi con cui fare i conti. E questo vuol dire cambiare leggi sbagliate, ma vuol dire soprattutto aprire una discussione che riguarda la qualità del lavoro che viene realizzato. Lo dico perché se noi facciamo i conti con quello che è successo in questo periodo, con la pandemia con cui abbiamo dovuto fare i conti, io credo che siamo di fronte a due elementi di novità. Da un lato è emersa l'importanza della centralità delle persone, del lavoro delle persone. E cioè, se era passata l'idea negli anni che abbiamo alle spalle di una svalorizzazione del lavoro, abbiamo visto come sia stato proprio il lavoro delle persone ed in particolare la collaborazione tra le persone a affrontare e a permetterci di misurarci con un fatto nuovo e tragico come è stata la pandemia. Anzi, in alcuni casi proprio i lavori più umili o i lavori che venivano considerati, diciamo così, più svalorizzati, in molti casi hanno rimesso al centro invece proprio il valore del lavoro, no? I cosiddetti lavori essenziali, senza i quali noi non saremmo oggi a discutere anche di come combattere il virus e di come affrontare una situazione nuova, hanno ridato invece una centralità sostanzialmente a questo tema. Dall'altra parte io credo stia emergendo con una forza senza precedenti come oggi il problema sia quello di non solo discutere di un diritto al lavoro,
ma diventa centrale cosa si fa, che significato, che senso ha quello che noi facciamo lavorando. E da un certo punto di vista questo pone un problema, io credo, non solo sindacale, ma dal mio punto di vista anche politico-sociale, nel senso che diventa importante discutere e permettere alle persone che lavorano di poter discutere e partecipare alle scelte che si compiono, ed in particolare, insisto, al cosa si produce, perché lo si produce, con quale sostenibilità sociale, con quale sostenibilità ambientale. E questo da un certo punto di vista apre un elemento di cambiamento culturale nell'assumere la centralità del lavoro, della persona e della sostenibilità delle cose che fai, ma dall'altra apre anche un problema di modelli organizzativi, di funzionamento dell'impresa, di funzionamento del mercato. Io la dico dal punto di vista sindacale, ma a me sembra questo un tema generale. Oggi il punto non diventa semplicemente quante ore faccio e quanto prendo lavorando, ma diventa decisivo poter discutere di quello che faccio e di poter partecipare alla progettazione di quello che faccio e del suo significato e della sua sostenibilità. E proprio perché oggi siamo di fronte tutti ad un processo di cambiamento super accelerato, perché la pandemia da un certo punto di vista credo abbia fatto emergere tutte le fragilità, tutte le diseguaglianze e soprattutto il limite che lasciare fare al mercato avrebbe risolto qualsiasi situazione. A me pare che sia evidente oggi, se lo guardiamo sul piano di alcuni diritti generali, come il diritto alla salute, come il diritto all'istruzione, come diventi importante non solo un investimento, ma anche un ruolo pubblico molto importante di intervento in questa direzione. E dall'altra parte, io credo, questo pone anche la necessità di come il mercato da solo non sia in grado di affrontare questi temi e in cui assumere il vincolo anche sociale, anche da parte del mercato, della qualità del lavoro, della centralità della persona e quindi del fatto che anche le modalità organizzative debbono essere tali da permettere alle persone di potersi realizzare, dare un significato a quello che fanno. Io credo che in realtà sia la nuova frontiera che noi ci troviamo a misurarci di fronte anche ai processi di cambiamento che sono in atto. Lo dico perché banalmente, se ragioniamo di qualità del lavoro e di significato del lavoro, voi prima parlavate anche dello smart working, e la stessa, diciamo così, discussione che noi stiamo facendo con le modalità che stiamo utilizzando, ci pone di fronte a un punto, e cioè ci pone di fronte a come ci misuriamo con i cambiamenti tecnologici che sono in atto. E da un certo punto di vista questi cambiamenti tecnologici, in particolare la tecnologia digitale, ma la tecnologia in senso generale, oggi riguarda tutte le attività lavorative e tutte sostanzialmente le persone. E da un certo punto di vista io credo che uno degli elementi di novità con cui fare i conti, e questo secondo me è un modo anche con cui guardare le cose, è che io penso che ognuno di noi e quindi qualsiasi persona di qui in avanti dovrà imparare, formarsi, avere le competenze per lavorare sia in presenza sia a distanza, e alla stessa persona sarà richiesto di avere queste competenze e queste qualità, perché questa è la nuova frontiera con cui organizzi sostanzialmente il lavoro e la vita delle persone. E se ci pensate, questa cosa pone un elemento di diritto anche nuovo, perché in questo caso il diritto alla formazione, alla conoscenza, assume un valore assolutamente generale. E lo dico così, non solo noi dobbiamo batterci perché il diritto allo studio diventi un diritto certo, garantito a tutti fino all'età di 18 anni e quindi pone un problema di riforma più generale dagli asili fino alla scuola. Ma da un certo punto di vista il diritto alla formazione permanente, soggettiva e continuativa durante tutto l'arco della propria vita
assume un elemento che permette alle persone non solo di poter partecipare, ma di potersi realizzare, di avere l'opportunità di vivere e non di essere sfruttato e non semplicemente di essere messo in competizioni con altri. In questo caso io credo che questo è sicuramente un terreno nuovo, perché da un certo punto di vista l'asse strategico di lotta alla precarietà fondamentale io credo sia proprio la libertà nel lavoro. E da un certo punto di vista la possibilità di realizzarsi nel lavoro e di utilizzare le proprie competenze oggi passa attraverso il fatto che la formazione diventi un diritto soggettivo e permanente. La dico sindacalmente, ma per farmi capire, uno dei diritti nuovi che noi dovremmo conquistare e che dovrà diventare un elemento strutturale è che durante il mio normale orario di lavoro, durante le mie famose 40 ore settimanali, io devo acquisire il diritto che 2 ore, 3 ore, 4 ore alla settimana non sono pagato perché produco, sono pagato perché mi aggiorno, perché studio e perché a questo punto acquisisco quelle competenze, quella capacità di muoversi. Questo vuol dire anche un nuovo modello organizzativo, meno gerarchico, ma vuol dire anche una nuova frontiera di relazioni e di confronto sul tipo di discussione che in un qualche modo devi fare rispetto a quello che produci e a come lo produci. E siccome noi siamo di fronte al fatto che abbiamo 3 grandi transizioni, diciamo così, con cui siamo chiamati a fare i conti. Una è la transizione, se vogliamo, digitale, tecnologica, l'abbiamo detto prima. E qui io credo che sia importante affermare che la tecnologia non è neutra, dipende chi la progetta, chi la utilizza e come viene affrontata. E da un certo punto di vista il nuovo oro che abbiamo di fronte sono i dati e sono le informazioni. E io penso che qui si pone anche un problema, perché se ci pensiamo, le grandi multinazionali che offrono anche i servizi per cui si può utilizzare la tecnologia, in realtà direttamente mettono anche gratis questi servizi, perché nell'uso di questi servizi e di queste tecnologie si appropriano indirettamente dei nostri dati, delle nostre informazioni, delle nostre conoscenze, e di questo ne fanno anche un uso di un certo tipo. Quindi io credo che qui si pone un problema sia di democrazia sia di intervento e di ruolo pubblico per garantire queste cose. E se la guardi da un certo punto di vista, ciò che oggi farà la differenza anche nello sviluppo dei paesi, anche come crescita sostanzialmente dei paesi e quindi anche come qualità del lavoro, è proprio il grado di connessione che tu sei in grado di mettere in campo, cioè se tutte le persone in qualsiasi luogo sono in grado di affrontarlo. E da un certo punto di vista questo elemento si traduce anche con alcune altre grandi trasformazioni con cui noi siamo chiamati a fare i conti. Penso ad esempio alla centralità, come ho detto prima, del ruolo della scuola, e ho parlato di come secondo me si deve riformare, ma penso anche a tutta la questione della sanità, della salute e della sicurezza. Se c'è un elemento che noi dobbiamo imparare da quello che è successo e da quello che abbiamo fatto, è che la salute e la sicurezza delle persone è un elemento che viene prima di ogni altra cosa, e da un certo punto di vista investire nella sanità pubblica utilizzando anche le migliori tecnologie porta anche a ragionare su un sistema anche di cure di sanità che veda la singola persona come soggetto non semplicemente che si fa curare, ma che è un soggetto che partecipa anche all'attività in un qualche modo. E questo vuol dire pensare a una sanità di prossimità, a una sanità sul territorio, a tutta una serie, diciamo così, di anche logiche che cambiano anche il sistema sanitario nel suo insieme e che pongono anche un problema di vicinanza, di intervento e di formazione in questa direzione. La stessa cosa, se la guardo da un certo punto di vista, si pone di fronte al fatto che siamo di fronte anche ad una transizione, una trasformazione ambientale che non ha precedenti. La sostenibilità delle produzioni che fai e l'idea di progettare anche in modo nuovo i prodotti che fai. Faccio l'esempio classico: se fino ad oggi nella nostra testa il prodotto era l'auto, la moto, il camion, il treno, e quindi il prodotto aveva queste caratteristiche, oggi il nuovo prodotto è la mobilità, è il servizio che tu dai, come si spostano le merci, come si spostano le persone, come costruisci le città. E se ci pensate, una visione di questa natura cambia il sistema non solo di come tu
produci, ma anche di come vivono le persone, di quelli che sono anche i comportamenti delle persone rispettose rispetto a quello che fai. E da un certo punto di vista anche la progettazione di questi nuovi prodotti, di questi nuovi servizi, vuol dire pensare fin dall'inizio la riciclabilità, la riprogettazione, il riuso e da un certo punto di vista l'attenzione che devi avere verso gli elementi fondamentali che sono la terra, l'aria, l'acqua. E lo dico in questo senso perché, come potete capire, quando dico di nuovo la centralità del lavoro, della qualità del lavoro e della libertà del lavoro nelle persone, vuol dire da un certo punto di vista allora che i luoghi in cui progetti queste cose e i luoghi in cui determini gli spazi di democrazia hanno un significato, e in questo, sul piano anche economico, penso che oggi si ponga il problema anche di un ruolo e di un intervento pubblico nell'economia che sia in grado di gestire un processo di cambiamento di questa natura. Lo dico perché prima della pandemia, consentitemi questo banale ragionamento, anche una serie di valori che erano considerati molto più forti mi pare siano stati messi in discussione, oppure si apre lo spazio per poterli mettere in discussione. Il valore della solidarietà rispetto all'individualismo è emerso come tema per affrontare questa situazione. Il rapporto tra i cittadini e le istituzioni è emerso. Lo stesso concetto di libertà, non inteso come faccio quello che mi pare, ma la costruzione di legami sociali in cui sei in grado di sviluppare un sistema di questa natura avviene. E la stessa cosa è avvenuta anche nei luoghi di lavoro, e da un certo punto di vista, guardate che quando dico che il tema è come combattiamo una precarietà senza precedenti, è perché se ci pensate in questi mesi è emerso il livello di precarietà che c'è nel nostro paese. Non è un caso che ci si è dovuti inventare forme di sussidio, forme di sostegno che sono andate anche oltre quelle classiche che conoscevamo, introducendo anche elementi di indennità del lavoro, perché il livello di precarietà e di figure nel lavoro che si è determinato in tantissimi settori è andato anche oltre quello che ognuno di noi poteva pensare rispetto alla condizione materiale. E in questo senso io credo che noi siamo di fronte ad un cambiamento che deve, da un certo punto di vista, mettere al centro il lavoro e la riprogettazione del lavoro. E lo dico perché, pensando alla cosa che ho detto prima, cioè che ognuno di noi dovrà acquisire quelle competenze e il suo lavoro sarà sia lavoro in presenza di relazione sia lavoro anche a distanza, da un certo punto di vista questo pone anche il tema di come io do una strumentazione che favorisca sostanzialmente questi diritti e questi lavori. Io penso, ad esempio, che diventa il momento di affermare un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori, in cui ci sia un passaggio fondamentale. I diritti non debbono essere legati al tipo di rapporto di lavoro che ho, ma qualsiasi persona che lavora, con qualsiasi rapporto, sia essa subordinato, sia essa autonomo, deve avere gli stessi diritti e deve avere le stesse tutele. E da un certo punto di vista, penso, prima si richiamava lo smart working e il rischio di cambiare il tempo, le modalità. Io non lo so se il mio ragionamento è un ragionamento, diciamo così, che può essere considerato troppo novecentesco o troppo legato alla mia esperienza, ma banalmente io faccio un ragionamento di questa natura. Il giorno, la notte, la mattina, il pomeriggio, il sabato e la domenica non le ha mica cancellate nessuno, rimangono, ci sono ancora. E da un certo punto di vista, come io gestisco il tempo di lavoro e come gestisco questi diritti è un elemento che rimane, e per questo io penso che debbano essere i contratti collettivi nazionali di lavoro che sono in grado di garantire gli stessi diritti e le stesse tutele. E in una fase di questo genere il problema diventa che tipo di legislazione faccio per sostenere un sistema di diritti e di tutele nel lavoro che impedisca la competizione con i livelli di precarietà che si sono determinati. A maggior ragione se oggi alle persone viene chiesto di utilizzare la loro intelligenza proprio per affrontare anche una situazione nuova che abbia queste caratteristiche. E io credo che qui ci sia un elemento, e da un certo punto di vista ciò che è avvenuto in queste settimane, che è avvenuto in questi mesi, determina proprio un passaggio, e anche qui la dico come la penso. È il lavoro delle persone che ha permesso di arginare la pandemia e che permetterà di sconfiggere il virus. E allora deve tornare centrale questo elemento, anche nella cultura sociale e anche nella cultura politica. E da un certo punto di vista
proprio perché è emerso come noi non dobbiamo avere paura delle altre persone, anzi è attraverso un'azione collettiva, solidale, che si possono affrontare situazioni difficili, e la paura che noi dobbiamo avere è legata al fatto che non si facciano sufficienti investimenti sulla sanità, sull'istruzione, sugli elementi anche di valore fondamentali sociali. È evidente che questo io credo sia l'elemento di novità con cui noi dobbiamo fare i conti. Ora, a me pare che la discussione, la battaglia che in questa fase dobbiamo affermare per costruire un nuovo modello sociale, perché quello che viene messo in discussione è proprio il modello sociale di produzione che in questi anni si era affermato, che ha aumentato le diseguaglianze, che non è stato rispettoso dell'ambiente e che oggi da un certo punto di vista affronta. E perché questa discussione secondo me la si può fare? Perché noi siamo di fronte a un'occasione irripetibile. E cioè le risorse messe a disposizione dell'Europa, la discussione che si è aperta anche in Europa e nel nostro paese, ci mette di fronte a un'occasione che non ci ricapiterà, perché la quantità di soldi e di miliardi che nel giro di qualche mese il nostro paese, ma anche l'Europa, si troverà a poter investire, a poter spendere, è un'occasione che non ritorna. E io credo che qui ci sia davvero una discussione da fare, perché il tipo di nuovo modello di sviluppo che metta al centro la persona oppure no, che metta al centro il lavoro con diritti oppure no, che metta al centro la salvaguardia dell'ambiente oppure no, che metta al centro i diritti fondamentali come la salute, la conoscenza e l'istruzione. Non avremo un secondo tempo, ce la giochiamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che determinano anche un elemento di cambiamento, e in questo quadro diventa decisivo avere in testa un'idea che metta al centro il lavoro, che metta al centro le persone. E in questo dico non solo giovani, io vedo un altro elemento di cambiamento culturale, e cioè noi dobbiamo assumere la differenza come un elemento anche di nuova cultura, e da un certo punto di vista riconoscere la differenza di genere, e da un certo punto di vista assumere la valorizzazione della differenza di genere come nuovo modello di sviluppo anche sul lavoro, significa naturalmente progettare tenendo conto anche di questa nuova dimensione dei problemi che noi abbiamo. Ecco, a me sembra che questo sia il terreno nuovo anche sul piano culturale dei diritti che in un qualche modo dobbiamo affrontare. Perché quello che è avvenuto e quello che sta avvenendo, perché purtroppo la situazione non è ancora finita, ha proprio queste caratteristiche. Da un certo punto di vista proprio l'Italia e l'Europa, cioè battersi perché l'Europa possa svolgere anche una funzione di questa natura, è proprio legato al fatto che quello che sta avvenendo è anche un ridisegno, chiamiamolo geopolitico, anche degli equilibri non solo europei ma mondiali. E dentro questo io credo che un ruolo noi lo possiamo giocare se rilanciamo e costruiamo anche un nuovo Stato sociale che al centro abbia sostanzialmente questo elemento. E uno dei punti su cui andare a prendere le risorse è proprio anche combattere le diseguaglianze finanziarie che si sono determinate, e da un certo punto di vista oggi, siccome la ricchezza si è concentrata troppo in alcune mani e ci sono un livello di diseguaglianze molto forti, io credo che ad esempio un nuovo patto di cittadinanza, oltre che sul lavoro e sui diritti nel lavoro, sulla qualità delle produzioni e sulla partecipazione delle persone, si deve fondare un nuovo patto di cittadinanza anche su una nuova giustizia sociale e una nuova giustizia fiscale. Un'idea di riforma fiscale e di lotta all'evasione fiscale da una parte, ma allo stesso tempo anche di lotta alle transazioni finanziarie e alla rimessa al centro anche di determinati valori, io credo che sia la condizione per ricostruire anche un modello sociale che di nuovo metta al centro il lavoro. A me sembra che sia questo un punto che abbiamo, e consentitemi, non so se sono riuscito a trasmettere questo messaggio. Io penso che oggi sia il momento di un'analisi lucida, radicale di quello che sta succedendo, ma che sia anche il momento di avere il coraggio di sperimentare nuovi modelli di vita e nuovi modelli di produzione e di sistemi di produzione. Per questo penso che investire sul lavoro e assumere come vincolo sociale la realizzazione delle persone nel lavoro sia anche la nuova cultura politica che noi dobbiamo affermare, e quello che in tanti anni non si è mai realizzato. Grazie dell'attenzione.
Grazie a Maurizio Landini per essere stato con noi, per averci consegnato questi messaggi che sono sicuramente a 360 gradi, perché si sono toccati temi molto ampi e che vanno al di là, diciamo, del discorso su cui invece ci eravamo incentrati prima, cioè il lavoro in senso più stretto. Voglio evidenziare un aspetto del ragionamento di Maurizio Landini che riguarda la formazione permanente. È un aspetto di cui si parla da tempo in varie sedi, quindi se ne occupa tra l'altro anche l'università. Io volevo evidenziare però questo punto. Maurizio Landini ci invita a concentrarci sulla persona che lavora. È un bel invito che dobbiamo tutti raccogliere, specie perché in questi ultimi anni ci siamo molto concentrati nei vari ragionamenti all'università, ma non solo, sull'intelligenza artificiale, sulla robotica. Quindi devo dire che l'evidenziare come al centro ci sia ancora la persona è un messaggio importante, proprio perché eravamo un po' distratti e abbiamo seguito il fenomeno dell'industria 4.0, ma insomma stiamo vivendo quella che viene chiamata la quarta rivoluzione industriale. Si parla costantemente di appunto macchine che tra virgolette ci rubano il lavoro sempre di più. Quindi quest'idea di rimettere al centro la persona è senz'altro fondamentale, direi, però anche il discorso della formazione permanente. Le cose si legano insieme, perché il processo che è stato innescato con la quarta rivoluzione industriale, il processo di questa robotizzazione, di questa evoluzione delle macchine che ormai si parlano da sole, si parla di internet delle cose, no? Le cose che comunicano, quindi fa sì che la persona sia anche stata marginalizzata, e sappiamo che ci sono tutta una serie di nuovi lavori addirittura in cui gli esseri umani sono considerati strumenti delle macchine, schiavi delle macchine, perché in realtà ci sono tutta una serie di lavori che sono nati, che sono funzionali alla manutenzione delle macchine, e sono anche lavori molto ripetitivi, lavori diciamo abbastanza semplici, banali, che magari tra un po' saranno altre macchine a fare, quindi macchine che lavoreranno per le macchine più intelligenti. Quindi in realtà noi in questi ultimi anni abbiamo ragionato di come c'è il rischio che le macchine portino via molti lavori. Ecco allora che incentrarsi sulla persona e sulla formazione è importante. Noi lo diciamo sempre ai nostri studenti, nelle nostre aule. Poiché ci saranno molte macchine che potranno fare il nostro lavoro, magari anche meglio sotto certi aspetti, bisogna puntare su tutte quelle qualità che le macchine non hanno. Quindi l'intelligenza sociale, l'intelligenza relazionale, le soft skills, e quindi quelle diversità di cui alla fine poi parlava Maurizio Landini, in particolare citando il discorso della diversità di genere, ma io lo estenderei a un concetto di diversità a 360 gradi, no? Il fatto che ormai le diversità siano tante, non è soltanto il genere, non è soltanto l'orientamento sessuale, ma la provenienza, il paese di provenienza, no? La provenienza geografica della famiglia, la lingua, la religione. Ormai siamo molto mescolati anche in Italia e le aziende se ne rendono perfettamente conto, tant'è che ormai si parla di diversity management, quindi i manager devono saper gestire questa diversità. Ebbene, questo è importante ed è importante sempre in una logica di formazione che metta al centro quelle capacità che l'essere umano ha e non ha la macchina. Maurizio Landini poi ha parlato di lavoro da remoto e quindi io cedo la parola alla professoressa Brollo che sta studiando ampiamente questa tematica e che da tempo si è occupata di tutta una serie di lavori che sono stati considerati spesso lavori di nicchia, penso per esempio al part-time, ma che in realtà abbiamo visto quanto peso hanno tra di noi, nella società, visto che tante persone in realtà svolgono queste attività anche a tempo ridotto e in questo caso a distanza. Prego Marina Brollo. Grazie Valeria. Comincio con un grazie di cuore
all'amico Pierluigi Di Piazza. Con un piccolo ricordo personale, mi piace ricordare che giusto 15 anni fa ho avuto il piacere e l'onore di laurearlo come gestore della solidarietà e porgo questo ricordo ai più di 200 studenti che ci stanno ascoltando sui social media e che quest'anno hanno iniziato il corso di diritto del lavoro e che quindi si stanno approcciando a queste nuove tematiche. Allora, nel ringraziare Pierluigi anche mi complimento perché tiene duro, resiste, siamo arrivati al 28° appuntamento e si è sempre occupato di temi complessi e contraddittori del nostro tempo e a me ha dato il compito di parlare oggi di uno dei temi che è proprio all'ordine del giorno come più importante tra quelli complessi, lo smart working, così c'è scritto nel titolo del mio contributo. Ecco, prima di parlare di questo oggetto, però vorrei un attimo chiarire di che cosa stiamo parlando. Smart working, ma in realtà il legislatore non lo conosce, il legislatore non usa questa terminologia italo-anglofona, bensì parla di lavoro agile, quindi pensa a un qualcosa, usa una parola italiana, usa l'agilità. E invece noi perché usiamo questa parola straniera, che tra l'altro gli stranieri non usano, la usiamo solo noi? La usiamo perché echeggia un lavoro intelligente e quindi una cosa desiderabile, una cosa piacevole, ma in realtà lo vedremo anche lo smart working, oltre alle luci, anche delle ombre, e quindi è un vero e proprio banco di prova di quello che sta succedendo. Non solo, ma se guardiamo alla realtà, quello che sta succedendo oggi, in realtà non possiamo parlare né di smart working né di lavoro agile, perché quello che stiamo facendo è, e sono d'accordissimo con Boeri, è lavoro da remoto, peggio, lavoro da remoto fatto da casa, con gli spazi che ci sono a disposizione. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che ricorda una parola vecchia, ricorda il telelavoro. E quindi in fondo stiamo usando una cosa nuova ma a modo vecchio, quindi non c'è dubbio, abbiamo bisogno di cambiare la cassetta degli attrezzi e con essa cambiare il modo di vedere e di fare le cose. Allora, perché dicevo che oggi lo smart working è all'ordine del giorno? Beh, un tema lo ha già affrontato la professoressa Filì, 50 anni dallo Statuto dei lavoratori. Quando è nato il lavoro agile e lo smart working? Nel 2017 nell'ambito di una legge che si chiama Statuto dei lavori, Statuto del lavoro autonomo. Quindi Statuto del lavoro autonomo nel suo articolo 18, il 18 vi ricorda qualcosa? È il famoso articolo 18 del vecchio Statuto dei diritti dei lavoratori. Ecco, nel nuovo Statuto del lavoro autonomo si parla nell'articolo 18 di lavoro agile. Ma che c'entra? Perché è messo lì un lavoro che, lo dice il legislatore, è un lavoro subordinato? Lo dice il legislatore, è un lavoro subordinato messo nello Statuto del lavoro autonomo. E qua c'è questo tentativo di passare gli argini, di mescolare le cose, di un lavoro ibrido, quindi parliamo dello Statuto del lavoro autonomo, ma lì ci mettiamo anche un lavoro subordinato che ha molte caratteristiche del lavoro autonomo. Quindi cerco di tenere insieme cose che sono già state dette. Non solo, ma oggi il lavoro agile, lo smart working, è proprio all'ordine del giorno perché il Presidente Conte ci ha anticipato che intende allungare l'emergenza. Non scadrà il 15 ottobre, ma il 31 gennaio, quindi avremo un anno di emergenza. Qual è il primo effetto di questo prolungamento del periodo di emergenza? Il primo effetto è che i datori potranno continuare a usare quello che stanno usando adesso, quello che chiamano smart working, ed è un lavoro da remoto d'emergenza. Quindi allungare questo periodo serve soprattutto ad avere delle regole certe per usare il lavoro da remoto, il lavoro da casa.
Non solo, ma se avete comprato il nostro quotidiano, il Messaggero Veneto, poi ritorno su questo punto, oggi la nostra regione ha iniziato un cammino verso una legge che è stata presentata come la legge che intende agevolare lo smart working. Ritorno su questo punto perché vorrei chiarire alcune cose. Però prima di arrivare alla nostra regione, quello che sta succedendo oggi, vorrei portarvi passo per passo alla situazione attuale. Allora, facciamo un passo indietro. Dicevo, il lavoro agile è stato creato dal nostro legislatore nel 2017 con la legge numero 81, lo Statuto del Lavoro Autonomo. Ecco lì, quel lavoro agile lì, oggi noi possiamo definirlo come un lavoro genuino. Perché un lavoro genuino? Perché pensava che la scelta di lavorare a casa fosse una scelta di entrambe le parti, datore e lavoratore. Quindi una scelta basata sul consenso, su un patto di agilità. Patto che oggi non c'è. Tutti quelli che hanno lavorato da casa oggi sanno benissimo che non è stato chiesto il loro consenso. Questa è la principale caratteristica del lavoro agile d'emergenza. Quindi quel lavoro disciplinato dal legislatore prevedeva queste caratteristiche: la possibilità di lavorare in parte, quindi non completamente come stiamo facendo adesso, ma solo in parte, e le sperimentazioni riguardavano per lo più un giorno alla settimana, al massimo 2, 1 o 2 giorni alla settimana da casa, quindi lavorare in un luogo diverso con un orario diverso. Questa era l'idea. Che cosa stiamo invece sperimentando? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che stiamo subendo la forza delle cose. Ci stiamo rendendo conto di come la forza delle cose cambia completamente lo scenario, e quindi l'epidemia, la pandemia, che cosa ha determinato? Soprattutto un'accelerazione nell'uso delle tecnologie. Probabilmente molti come me avete imparato a usare strumenti che avevate lì a disposizione ma che non li sfruttavate fino in fondo. Quindi noi, docenti universitari, abbiamo imparato a insegnare a distanza, avevamo tutto lì pronto, però prima non l'avevamo mai sperimentato. Quindi abbiamo fatto un salto nel buio, ma abbiamo capito una cosa. Abbiamo capito che si può fare, che la tecnologia ci permette di lavorare anche a distanza. Solo che appunto è stata un'esperienza brutale, perché è stata un'esperienza incentrata sull'ordine, sul comando. Siamo stati obbligati improvvisamente a lavorare da casa, addirittura senza neanche poter uscire. Quindi all'insegna del tutti fuori dalle aziende, quelli ovviamente che non erano occupati nei servizi essenziali, e ricordo in particolare la sanità, e in particolare segnalo tutte le donne occupate nella sanità che quindi non hanno potuto godere del lusso di lavorare da casa. Ecco, tutti fuori per proteggersi a lavorare da casa. Ora siamo in una fase un po' diversa, è sempre emergenza, ma cominciamo a dire dentro, si rientra in modalità sicure, quindi è come se fossimo stati ammalati, ci fosse stata una terapia d'urto nelle prime fasi, ed ora siamo nella convalescenza. Una convalescenza complicata. Non vi racconto i patemi d'animo che abbiamo avuto nello studiare le discipline che sono state emanate in questo periodo. Dal mese di febbraio in poi è stato uno stillicidio di norme, una sopra l'altra, non si capiva che cosa stesse succedendo, non si capiva se le norme emanate dal Presidente Conte avessero forza di legge o meno, quindi un vero e proprio caos. In tutto questo caos noi abbiamo imparato però che per ragioni di emergenza, per ragioni superiori, per conservare la salute e anche mantenere il lavoro, si può lavorare da casa. Ma lavorando, quindi abbiamo imparato che si può fare. Si può fare
ovviamente con l'emersione di un'opportunità, sfruttare le tecnologie, imparare a lavorare a distanza, imparare una cosa che non sapevamo fare, ma anche tanti pericoli che sono già in parte stati assegnati, il luogo in cui si lavorava, il rischio di sforare, di utilizzare anche il tempo proprio per il lavoro e quindi di un eccessivo sfruttamento, di uno stress collegato a questa modalità di lavoro. Ma io vorrei soffermarmi su un discorso anche un po' giuridico di tendenza, cioè vorrei segnalarvi che in tutti questi mesi in cui c'è stato uno stillicidio di regole sul lavoro a distanza, sta emergendo questa cosa. Mentre nella legge base del 1917, che io dicevo parlava di un lavoro genuino, oggi in cui abbiamo un lavoro che potremmo dire agile, un lavoro agile un po' più sbiadito, edulcorato, in cui non c'è scelta del singolo lavoratore, non c'è scelta del sindacato, è un lavoro agile obbligato. Dicevo, in questa evoluzione sta emergendo un nuovo dualismo che non c'era nella legge base. La legge base del 2017 si proponeva di disciplinare il lavoro agile in modo molto simile tra pubblico e privato, quindi uno strumento omogeneo in entrambi i settori. Oggi invece e l'obiettivo era doppio, era quello di aumentare la produttività e migliorare il benessere dei lavoratori, conciliando la vita familiare e la vita lavorativa. Mentre oggi che cosa sta emergendo? Sta emergendo che il legislatore pensa che il lavoro agile possa essere nel lavoro pubblico, nelle pubbliche amministrazioni, uno strumento di organizzazione, una misura di organizzazione per fare la famosa pubblica amministrazione 4.0, per realizzare quello che non siamo mai riusciti a realizzare finora, cioè digitalizzare le pubbliche amministrazioni, cominciando appunto dal personale. E in quest'ottica quindi vuole tanto lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, però l'esperienza di questo periodo non è stata molto soddisfacente, quindi il legislatore cerca di dare una botta al cerchio e un'altra alla botte. E quindi cerca di utilizzare un discorso di compromesso. Quindi dice, per ora nelle pubbliche amministrazioni si può fare lavoro agile al massimo fino al 50%. Poi il prossimo anno si potrà innalzare e passare al 60%. Quindi l'indicazione di massima è che nel lavoro pubblico il lavoro a distanza dovrebbe essere una misura di organizzazione per modernizzare le pubbliche amministrazioni. E nel privato? Nel privato invece dovrebbe recuperare la funzione originaria, dovrebbe essere uno strumento di conciliazione tra vita e lavoro. Quindi nel privato dovrebbe essere una sorta di possibilità, opportunità per i lavoratori. Però nel fare questo ragionamento il legislatore si è anche reso conto di una cosa che è emersa in tutti i discorsi che mi hanno preceduti, che la pandemia inevitabilmente ha creato nuove diseguaglianze, ha creato nuove vulnerabilità, nuove disabilità e quindi nuovi rischi anche per la salute delle persone. E in quest'ottica il lavoro agile può essere anche visto come una sorta di antidoto, di cura, come un modo per dare la possibilità a lavoratori fragili di poter lavorare e realizzarsi anche rimanendo a casa. Ecco allora che il legislatore in questo momento sta prevedendo varie ipotesi, varie casistiche, ovviamente complicate, complesse, poco chiare, ma ve le segnalo, varie casistiche di utilizzo del lavoro agile
come strumento di inclusione, come strumento per permettere a alcune persone di rimanere al lavoro, di poter continuare a lavorare da casa. E qui c'è un messaggio che mi piace molto, il messaggio che il legislatore considera il lavoro allo stesso tempo una cura. Quindi se una persona ha delle difficoltà di salute, permettergli di lavorare da casa può essere anche un modo per dargli una mano, per aiutarlo a riprendersi. Quindi uno strumento di cura. Quali sono i soggetti che possono rivendicare un diritto al lavoro agile? Quindi premesso, in generale al momento non c'è un diritto al lavoro agile, nessun lavoratore può rivendicare questo diritto, a meno che si trovi in due condizioni particolari, abbia grossi problemi di salute. Quindi nel caso di una fragilità per ragioni di salute elencata in modo molto puntuale dal legislatore, il lavoratore può chiedere il lavoro agile, può chiedere di lavorare da casa nel pubblico e nel privato. È un suo diritto. E poi c'è un'altra situazione. Cos'è stata la pandemia? La pandemia è stata lavorare da casa con tutta la famiglia riunita, bello, un momento piacevole, un momento anche per certi aspetti sconosciuto, però se nella famiglia ci sono diversi figli che frequentano le scuole elementari e che devono fare i compiti, collegamenti, devono seguire forme di educazione, hanno bisogno di attenzione, di cura, lavorare e badare ai figli non è stato molto semplice. Quindi il legislatore si rende conto che l'epidemia, tra le varie difficoltà che crea difficoltà ai genitori di figli piccoli. In modo particolare ha considerato questi genitori in difficoltà da prima quelli che hanno figli fino a 12 anni, oggi sono quelli che hanno figli fino ai 14 anni. E allora comincia a prevedere per loro delle possibilità, vuoi dei permessi, quindi per stare a casa, vuoi la possibilità di lavorare da casa. Devo dire che all'inizio il legislatore pandemico ha pensato che i figli sono un problema delle madri e quindi ha previsto dei diritti, dei permessi per le lavoratrici madri. Oggi è un po' più saggio e quindi diciamo che prevede delle possibilità, dei permessi anche per i lavoratori padri. Quindi sta entrando nel nostro ordinamento un concetto di bigenitorialità. I figli sono di entrambi i genitori, quindi entrambi hanno dei compiti di cura e di educazione. È ovvio però che questo lo dice la legge, ma non basta che sia scritto nella legge, quindi bisogna andare a guardare la realtà concreta. E la realtà concreta ci dice che anche per tradizione, per cultura, anche per il fatto che quella che guadagna meno è la madre, insomma tutta una serie di spinte, pressioni, sensi di colpa, per cui spesso sono le madri che utilizzano di questo strumento. E quindi non c'è dubbio, c'è un grossissimo problema di genere. Tra i problemi sollevati dall'epidemia, dalla pandemia, non c'è solo il problema dei giovani, giustamente ha detto Boeri prima, i giovani sono quelli che lavorano con i lavori precari e quindi è ovvio che non vengono rinnovati i loro contratti, non vengono assunti, quindi sono quelli che pagano il costo del divieto di licenziamento, diciamocelo. Dicevo, accanto ai giovani non c'è dubbio che le donne sono tra i soggetti più danneggiati dalla pandemia. Per varie ragioni, ancora non ce ne stiamo rendendo conto, ma vedrete che i dati, le statistiche ci diranno questi, anche perché i settori che hanno sofferto di più durante la pandemia, quelli che non erano essenziali, che sono rimasti chiusi e che ancora oggi non riescono a ripartire, sono in gran parte del settore terziario ad alta densità femminile e quindi l'occupazione femminile è in grande sofferenza. Forse consapevole di ciò, il nostro legislatore, il legislatore regionale,
mette assieme questo problema: lavoro, lavoro delle donne, conciliazione, lavoro agile. Quindi oggi, prima pagina del Messaggero Veneto, il titolo era "Smart working e digitale cambia il lavoro in Friuli Venezia Giulia". Beh, sono d'accordo, ma ci avrei messo un punto di domanda, nel senso che vediamo se è davvero così. Quindi non c'è dubbio, l'obiettivo è quello di cambiarlo, ma vediamo se è davvero così. Mi sto riferendo al disegno di legge 105 del 2020, che è stato appena appunto varato, che ha iniziato il percorso. Che cosa prevede questa riforma regionale? Beh, innanzitutto, secondo me è una cosa positiva. Riforma una legge che ha funzionato bene in Friuli, la legge Cosolini del 2005, quindi una legge del mercato del lavoro che ha resistito per 15 anni, oggi la si riprende in mano, la si aggiorna, c'è stata una crisi, c'è stata la pandemia, rivediamolo, giusto? Non solo, ma giusto perché ci si limita a fare un maquillage. Finalmente non si usano quelle prassi di buttar via l'acqua col bambino. Si prende il buono di quello che è stato fatto. Quindi il buono, la trama legislativa della legge Cosolini rimane, la si semplifica e tra le varie novità si promuove anche il lavoro agile. In che ottica lo si promuove? Ma lo si promuove in un articolo 50 che viene dedicato al... Quindi non c'è dubbio, il lavoro agile viene considerata una misura, uno strumento che può aumentare il benessere. Come si fa, come si è arrivati a questo testo che viene presentato? Ma, altro elemento positivo, finalmente si riprende la concertazione. Quindi si riprende il dialogo con le parti sociali, quindi è importantissimo il contributo delle parti sociali, quindi sono d'accordo con Landini sull'importanza dell'intervento del sindacato nel disciplinare il cambiamento del lavoro. Tra parentesi, la legge 81, quella originaria del lavoro agile, non menziona la contrattazione collettiva, non la chiama in gioco, la tiene fuori campo, non la impedisce perché non è vietato, ma non è nemmeno promossa. Io spero che ora, nell'ambito della riforma della legge sul lavoro agile, si introduca anche il puntello, la stampella della contrattazione collettiva. Ma a differenza di Landini ritengo che non si debba puntare tutto sul contratto nazionale, ma si debba puntare anche sulla contrattazione più vicina alla realtà da disciplinare. Quindi per me va benissimo il contratto aziendale, va benissimo il contratto territoriale genuini, benissimo perché possono disegnare un abito su misura per le realtà sociali e territoriali. Allora dicevo, benissimo, tutto bene anche nella legge regionale, però dobbiamo tenere presente che questa legge in realtà parla poco di lavoro agile, parla poco di smart working, parla poco nel senso che si limita a promuoverlo, a ritenere che debba essere agevolato, quindi potrà essere una misura di welfare aziendale, per dire cose che già conosciamo. Fa male a non parlarne? Fa male a non scrivere di più? Secondo me no, fa bene anche questo perché il legislatore regionale non può entrare nei dettagli del rapporto di lavoro, non può intervenire sui diritti e sugli obblighi delle parti del rapporto di lavoro. Quindi promossa a pieni voti questa idea di modifica della legge sul mercato del lavoro, però quello che voglio segnalarvi è che appunto lo smart working viene usato come bandiera del cambiamento, dove in realtà nelle norme c'è poco di norme dedicate al cambiamento, per dirvi come, in che modo lo smart working sia diventato il vessillo, l'emblema del futuro del lavoro. E allora, è un futuro del lavoro? È un diritto? Ma abbiamo già detto no, non per tutti.
È un diritto solo per i più fragili. Ma è davvero un diritto per i più fragili? È davvero un diritto al 50% nella pubblica amministrazione? C'è un lato oscuro, c'è un'ombra di cui nessuno parla. Lo smart working, se è vero che si può fare, e lo abbiamo imparato sulla nostra pelle, si può fare laddove è compatibile con la mansione. La parrucchiera non può farmi i capelli in smart working e così il medico non può visitarmi in smart working, c'è la telemedicina ma non è la stessa cosa. E allora sono andata a vedere i dati, perché i dati parlano, ci dicono le cose importanti. E allora ho detto, ma lo smart working, che è la bandiera, il nuovo articolo 18, il vessillo del nuovo modo di lavorare, ma chi potrà lavorare completamente in smart working? Cosa dicono le indagini italiane, internazionali, americane? Ci dicono che al momento 2/3 dei mestieri non possono essere svolti in smart working. Quindi solo 1/3, come dice la ministra Dadone usando un neologismo orrendo, solo 1/3 dei lavori è smartabile, solo 1/3, pochi. Non solo, ma qui c'è lato oscuro. Se poi vado a vedere quali sono quei 2/3 dei mestieri nei quali non si può usare lo smart working, scopro che sta emergendo una nuova polarizzazione del mercato del lavoro, che questi sono mestieri bassi, sono mestieri, come diceva Landini prima, umili, sono mestieri a basso reddito. Quindi lo smart working può diventare, se noi lo vediamo come un'opportunità di conciliazione e di benessere, può anche diventare, per chi non lo può fare, tecnicamente non lo può fare, può diventare una diseguaglianza, una discriminazione. 1/3 si può fare, quindi si può fare significa che è possibile. Che è possibile. Ad esempio, io faccio un lavoro per il quale è possibile lo smart working. Insegno, faccio didattica, è possibile. Ma se io insegnassi nell'elementare, direi che è impossibile. Cioè, direi che pur avendo tutti gli stessi strumenti informatici, non mi sentirei in grado di far lezione ai ragazzini, magari il primo anno di scuola. Quindi sarà anche possibile, ma è inefficace. Non solo, ma insegno all'università, come diceva il professor Boeri. Si può fare? Sì, l'abbiamo fatto per un semestre, lo continuiamo a fare adesso in modalità ibrida. Ma volete mettere il sorriso degli studenti in aula? Volete mettere, parlare, vedere degli occhi che magari mi guardano smarriti o vedere lo schermo piatto di un computer? Quindi è vero, si può fare, ma ne va di mezzo la qualità del lavoro. Quindi non c'è dubbio, la persona, la qualità del lavoro sono temi centrali. Quindi non c'è dubbio, lo smart working è una bella cosa, la possibilità di lavorare a distanza, di utilizzare le tecnologie, agevola, può essere fonte di benessere, ma attenzione, accanto alle opportunità c'è anche il volto scuro, ci sono anche i rischi di nuove diseguaglianze. Non solo, ma anche chi è così fortunato da poter lavorare in smart working. È proprio una bella cosa. Il lavoratore fragile, il disabile, che lavora a casa da solo, ma è proprio bene lasciarlo da solo, isolato? Ma è proprio bene lasciarlo esposto a rischi di confondere vita familiare e vita lavorativa? Oppure possono alimentarsi nuovi stress da lavoro? Ecco, dobbiamo essere consapevoli di tutto questo. Dobbiamo essere consapevoli perché nel disciplinare le regole di utilizzo del lavoro agile dobbiamo tenere presente che è uno strumento ambiguo, che taglia fuori alcune persone, ma può essere anche uno strumento di inclusione, quindi mi ricorda tanto il part-time. Non solo, ma che, e qui mi piacerebbe che poi Landini mi ascoltasse, dobbiamo davvero creare, inventare diritti di nuova generazione. Sì,
il diritto alla formazione sicuramente, ma anche banalmente il diritto alla informazione, rendere edotti i lavoratori di che cosa stanno facendo, di cosa possono fare, di come potrebbero farlo, e anche i nuovi diritti alla disconnessione, al fatto di essere lasciati in pace, di poter quindi godere una vita privata che sia il diritto quindi di essere lasciati in pace, di non essere continuamente connessi. Quindi grazie. Quello che volevo mandarvi è questo messaggio. Sicuramente condivido il fatto che il lavoro da remoto, il lavoro a distanza è sinonimo di futuro del lavoro, perché è figlio dell'accelerazione delle tecnologie digitali, però sono sempre le persone che lavorano e quindi preoccupiamoci anche del benessere della persona. Grazie. Grazie a Marina Brollo per aver messo sul tappeto e in chiaro le ombre oltre che le luci del lavoro agile, che è diventato insomma una bandiera molto conosciuta. E poi questo monito finale sulla qualità del lavoro, che ci ricollega perfettamente all'ultimo relatore. All'ultimo relatore, sociologo che si occupa di migrazioni e di immigrati, che ci parlerà proprio di quei lavoratori per i quali non si pone neanche un problema di qualità del lavoro, cioè si tratta di lavoro sommerso, si tratta di zone del mercato che non sono frequentate dai diritti, di cui troppo spesso ci dimentichiamo, ma di cui tutti in realtà utilizziamo le prestazioni, perché ovviamente trattandosi di lavoratori specialmente nell'ambito dell'agricoltura, noi usufruiamo della loro attività lavorativa, visto che mangiamo i prodotti della terra, e quando li mangiamo ci dimentichiamo però chi li ha raccolti, chi li ha scatolati e in che condizioni vivono queste persone. Marco Bizzolo ha scritto anche un bel libro che trovate fuori, Sotto padrone, uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana. E quindi basta con le presentazioni, ti lascio la parola. Grazie mille, buonasera a tutti. Permettetemi di ringraziare davvero il Centro Balducci per l'invito, per l'accoglienza, ma soprattutto per il suo lavoro straordinario in questo territorio. Per me è un piacere ed un onore intervenire, peraltro dopo aver ascoltato così autorevoli relazioni, dense di spunti, di riflessione, di stimoli straordinari, per portare in qualche modo la mia esperienza, che è quella certamente di un docente, di un ricercatore, di un sociologo, che si è interrogato rispetto al modo di vivere, di lavorare, di reclutare di tanti uomini e di tante donne che vivono nella nostra quotidianità, che spesso vivono ai margini della nostra quotidianità e che pure sono centrali, almeno per un settore fondamentale di impresa, in questo caso quello agricolo. Però badate, è stato un viaggio che io dico sempre dentro casa mia, in qualche modo dentro casa nostra. L'ho fatto nel mio territorio, in provincia di Latina, a 100 km da Roma, indagando le condizioni di vita e di lavoro di una comunità migrante, in questo caso indiana, prevalentemente impiegata in agricoltura, presente in quel territorio dalla metà circa degli anni '80, oggi conta circa 30.000 persone. Però l'ho voluto fare con una metodologia innovativa, che certamente ha previsto l'approfondimento bibliografico, lo studio accademico, come dire, l'analisi di tutta una serie di testi di carattere nazionale ed internazionale, capaci di portarmi anche dentro la loro cultura. Badate che questo è risultato un viaggio straordinario quando parliamo di migranti, altrimenti rischiamo di replicare un modello in qualche modo che sommerge la loro cultura in ragione del predominare della nostra, e quindi conoscerli ha significato conoscere anche per l'appunto l'origine dei loro paesi. E poi però mi sono interrogato
Mi sono interrogato e mi sono domandato: ma è sufficiente per condurre un'analisi, somministrare un questionario, fare delle domande? Non è invece necessario incontrare quelle persone, superare dei muri, degli steccati e adottare una metodologia di ricerca antica e secondo me straordinaria, l'osservazione partecipata, e cioè a dire non soltanto studiare, incontrare, vivere con quelle persone, con quegli uomini, quelle donne, quei ragazzi, la loro esperienza quotidiana. E quindi ho vissuto 1 anno e mezzo con la comunità indiana, ho vissuto dentro i ghetti, dentro le baracche, dentro i container, dentro i magazzini con coperture in Eternit dove c'erano 12 letti, 12 armadi, una lampadina e un bagno. Ho vissuto con uomini e con donne che prendevano la bicicletta alle 4 del mattino con qualunque condizioni meteorologiche e andavano verso le campagne a lavorare come braccianti all'interno di aziende che poi abbiamo scoperto fatturavano e fatturano 20, 30, 40, 60 milioni di euro l'anno in condizioni di gravissimo sfruttamento lavorativo. Ho fatto tutto questo per 1 anno e mezzo perché appunto la mia ha voluto in qualche modo trasformarsi in un'esperienza esistenziale di ricerca e quindi non soltanto ricevere risposte, ma entrare dentro una dimensione quotidiana per sentire l'odore di quel genere di vita, viverlo sulla propria pelle e quindi in qualche modo indagare anche delle dimensioni che restano sottovalutate o non considerate quando li guardiamo e ci interroghiamo da una distanza di sicurezza. Ma siccome questo non è stato sufficiente, chiaramente questo è un viaggio che ormai dura da 15 anni il mio, ho deciso di lavorare con loro come infiltrato nelle campagne, sotto diversi caporali indiani, sotto diversi padroni nel vero senso della parola italiani, in alcuni casi affiliati ad importanti organizzazioni mafiose, considerati in quel territorio non soltanto, come dire, protagonisti di un certo modello di sviluppo in quanto persone di successo, anche dal punto di vista sociale. Ho lavorato diversi mesi come bracciante tra i braccianti indiani, poi in realtà non soltanto indiani, nel corso degli ultimi anni anche molti africani chiaramente, anche molti italiani ed italiane, e questo torno a ripeterlo non soltanto per fare un'esperienza in sé da raccontare, non era questo il punto, ma per l'appunto proprio per entrare dentro una dimensione e riuscire ad analizzare e a raccontare ciò che significa lavorare in questo paese ancora, in realtà non soltanto in questo paese, in condizioni di grave sfruttamento, essendo migrante, soprattutto impiegato in un settore specifico come quello agricolo, e dunque lavorare 14 ore al giorno, tutti i giorni del mese, per retribuzioni che all'epoca, considerate, non superavano i 2,50 euro l'ora, in alcuni casi 50 centesimi l'ora, con l'obbligo, perché badate, lo sfruttamento lavorativo usciamo da una dimensione solo economica, non è soltanto lavorare tante ore ed essere pagati poco, è una dimensione sociale molto complessa, con l'obbligo di chiamare padrone il proprio datore di lavoro, imposto dal padrone italiano, con l'obbligo di fare 3 passi indietro e di abbassare la testa dinanzi al datore di lavoro, padrone, con l'obbligo di non denunciare alcun genere di infortunio. I lavoratori indiani, e a me anche è capitato, che per qualunque ragione si infortunavano perché cadevano da una serra o da un trattore o quant'altro, venivano portati a 300 metri dal pronto soccorso con l'obbligo di non dire né dove né come si erano infortunati, perché altrimenti il referto del pronto soccorso arriva in procura e qualcuno può decidere di inviare un'ispezione nell'azienda X. Ma perché l'obbligo? Soltanto perché poi magari non vieni richiamato dal caporale? No, perché non vieni chiamato da quel caporale per lavorare dentro quell'azienda e dentro tutte le altre aziende che sono in rapporto diretto di amicizia o di collaborazione o di altro tipo con il tuo proprietario, con il tuo padrone. E se questo accade, magari hai un regolare contratto e anche un regolare permesso di soggiorno che però non puoi più rinnovare e quindi precipiti in una condizione di irregolarità che ti porta a vivere una marginalità che è blindata e quindi accetti il fatto di non raccontare e di non denunciare come è accaduto e dove è accaduto quell'infortunio. Io ho lavorato per 14 ore con 2 pause da 10 minuti. In quelle 2 pause da 10 minuti voi potete immaginare la fatica. Io vi prego di
provare ad indossare i panni del bracciante migrante o del bracciante gravemente sfruttato, perché significa stare dentro una serra, d'estate per esempio si raggiungono i 40 o i 50 gradi, chinati, camminare in ginocchio per raccogliere i ravanelli, tanto per dirne una, o le fragole. Si cammina in ginocchio con 2 pause da 10 minuti, con la schiena piegata, con le caviglie piegate, con accanto un caporale che ti dice di andare sempre più veloce ed un padrone che ti guarda dall'alto, e appena tu, come dire, svicoli, esci dalla dimensione di un quotidiano imposto secondo questo regime, ti riprende pubblicamente, nei casi più gravi ti aggredisce con una violenza verbale che a volte diventa anche fisica estrema. Questo che cosa significa? Significa che la dignità di quelle persone viene sistematicamente e quotidianamente violata. Uso con cognizione di causa questo termine perché non è soltanto il mio. È quanto affermano le Nazioni Unite, venute in Italia nel corso degli ultimi 2 anni. Io ho avuto la fortuna di lavorare con loro e per loro. Hanno incontrato molte di queste realtà. Ne è derivato che in questo paese esistono forme di così grave sfruttamento lavorativo da individuare anche casi di riduzione in schiavitù. Io stesso ho incontrato lavoratori ai quali sono stati sequestrati i documenti, l'abitavano dentro roulotte, sistematicamente picchiati, retribuiti, dice il comando provinciale dei carabinieri, con una retribuzione che variava tra i 50 e i 150 euro al mese per lavorare 14, anche 16 ore al giorno, a rischio di suicidio, e che quotidianamente per 6 anni, 8 anni hanno vissuto questo genere di situazione. Sono casi eccezionali, marginali, periferici. L'ultimo studio dell'Eurispes, ma anche delle Nazioni Unite, ma anche di Cambridge, hanno riconosciuto in Italia la presenza di circa 450.000 persone che soltanto in agricoltura ogni anno vivono sfruttamento lavorativo e disagio abitativo. 450.000 persone, uomini, donne. Di queste circa 150.000 vivono condizioni di grave sfruttamento lavorativo. Significa, secondo, come dire, il dibattito internazionale, condizioni paraschiavistiche. L'80% sono migranti, il 20% sono italiani. Interessante, rapporto tra 2 percentuali. Perché l'80% sono migranti? E perché esiste una quota di italiani? Perché noi, lo dico chiaramente, questo richiederebbe un approfondimento ben maggiore, abbiamo costruito un mercato del lavoro che non è soltanto duale, ma che è anche segmentato, e abbiamo costruito una serie di norme che producono questa conseguenza, che determinano le condizioni di uno sfruttamento, che obbligano uomini e donne a lavorare in queste condizioni e ad altri padroni a sviluppare profitti straordinariamente elevati. L'Eurispes dice che il business delle agromafie in Italia è di 25 miliardi di euro l'anno circa, l'ultimo rapporto. L'ultima manovra finanziaria di questo paese era di 30 miliardi di euro. Una finanziaria, grosso modo, di un paese importante come l'Italia ogni anno resta dentro un sistema che, badate, è molto articolato, chiaramente composto di soggetti criminali di diversa natura, che trattengono per sé non soltanto questo capitale, ma conseguentemente anche diritti, obbligando a vivere una marginalità grave, impedendo quelle forme anche di evoluzione di carattere lavorativo che pure sono necessarie in un percorso di inclusione e quindi di superamento della marginalità. Che cosa significa? Perché è interessante la questione dello smart working per un bambino, una ragazza, un ragazzo figlio di queste famiglie. Lavorare in smart working, che cosa ha significato? Ha significato non andare a scuola, saltarlo completamente, perché c'è un digital divide che, come dire, riflette la disuguaglianza che è accanto a 1 metro da noi. Queste famiglie non potevano permettersi neanche la traduzione dell'insegnante dall'italiano al punjabi, spesso non hanno questo genere di competenza i genitori, e quindi, come dire, quel ragazzo o quella ragazza perde completamente quella lezione, si distanzia ulteriormente da quei processi inclusivi fondamentali che danno gli strumenti di una emancipazione, la conoscenza. E badate che la conoscenza da questo punto di vista è l'elemento centrale. Nessuno di queste persone, per esempio, sapeva prima dei nostri interventi, poi vi dirò perché, dell'esistenza del contratto provinciale o nazionale del lavoro.
Sapeva che per esempio questo prevedeva 9 euro lorde l'ora per lavorare 6 ore e 30, 6 giorni alla settimana. Lavoravano 14 ore al giorno per 2,50 euro, quasi 30 giorni al mese. Non era una scelta, non era in qualche modo neanche un obbligo, ma in qualche modo un obbligo che era determinato da un'assoluta non conoscenza di questo genere di informazioni. Io stesso mi sono trovato dinanzi a dei gabbiotti. Sapete, in campagna spesso capita, soprattutto quelle campagne che vengono da dei processi di produttivi anche antichi, esistono dei gabbiotti che servivano come ricovero degli attrezzi. Ebbene, ad un certo punto, così si apre il libro, un bracciante indiano, nel suo italiano stentatissimo, mi chiede di accompagnarlo. Per diverse volte non mi fido, era all'inizio del mio percorso. Poi ad un certo punto decido di dargli fiducia, lo prendo in macchina e mi porta in aperta campagna, mi chiede di superare una proprietà privata di un'azienda e mi accompagna esattamente davanti a questo gabbiotto, 4 metri per 4 con copertura in Eternit ed era chiuso dall'esterno con un lucchetto. Solo che più mi avvicino e più sento arrivare da dentro questo gabbiotto delle parole, in hindi, in realtà in punjabi. Si rivolgeva al mio accompagnatore e inizia un dialogo. Dentro quel gabbiotto c'era un ragazzo di 23 anni, il padrone italiano ogni giorno apriva dall'esterno il lucchetto, portava quel ragazzo a lavorare nella sua campagna, per poi richiuderlo all'interno e chiudendo il lucchetto la sera. Ogni tanto gli portava il pranzo, gli portava il cambio dei vestiti e qualche bottiglietta d'acqua. A quel punto, badate che questo è un elemento importante, non sottovalutiamo questa domanda. Una domanda straordinaria. Che fare? Possiamo semplicemente fare una fotografia? Possiamo semplicemente scrivere un saggio sociologico, una ricerca? Questo libro io l'ho scritto, è uscito a novembre dello scorso anno, ma è il frutto all'inizio della mia tesi di dottorato, circa 13 anni fa. Fui invitato a scrivere una tesi di dottorato, cosa fondamentale perché mi ha permesso di applicare una metodologia scientifica, altrimenti stavamo sull'ordine del sentito dire. Posso semplicemente fare una pubblicazione, posso semplicemente fare un articolo, posso semplicemente fare un convegno. Che fare? Era la premessa di un impegno collettivo nuovo, fondato sugli studi condotti, che peraltro è stato accompagnato da una straordinaria lezione di un maestro, di uno straordinario intellettuale, Freire, la pedagogia degli oppressi, e cioè dire un percorso con queste persone, anche per riformare il mercato del lavoro, comunque mettere in evidenza le contraddizioni straordinarie che questo manifesta dinanzi a 450.000 persone che vivono questo genere di situazione. Non io che ho rotto quel lucchetto, ma insieme a quei ragazzi abbiamo iniziato un percorso che è stato estremamente difficile, che continua ancora oggi, che ci ha portato 2 giorni fa, in piena fase Covid, sotto la pioggia, ad organizzare uno dei più importanti scioperi mai organizzati in Italia contro incidenti sul lavoro, caporalato, agromafie, sfruttamento lavorativo, a Latina, sotto la prefettura, in una piazza che si chiama Piazza della Libertà. 3.500 persone sono scesi in piazza, come dire, ridando linfa anche ad un protagonismo che è quello di conquistare una piazza, tra virgolette, entrandoci fisicamente, prendendo il microfono, prendendo la parola, raccontando la propria storia e chiedendo allo Stato un maggiore impegno in tal senso, contro questo fenomeno criminale che è diventato sistemico. Perché badate, il caporalato, torno a ripetere, non è semplicemente ti pago 2 euro a fronte dei 9 euro e il resto resta in tasca mia. È un sistema anche di costruzione e di gestione del consenso sociale. Quante persone hanno fatto straordinarie carriere politiche attraverso, come dire, la gestione del consenso o del dissenso rispetto alla questione del caporalato e dello sfruttamento lavorativo? Quanti liberi professionisti hanno redatto le buste paga dei lavoratori indiani ben sapendo che quella certa azienda che ha 100 ettari coltivati tutti a cocomeri non può avere come assunti 3 persone che impiega soltanto 6 mesi l'anno? Come fa a raccogliere 100 ettari di cocomeri?
E quanti commercialisti hanno chiuso un occhio rispetto a questo? E quanti avvocati e quanti notai hanno cambiato i nomi e le ragioni sociali delle aziende nel momento in cui queste venivano denunciate dai lavoratori stessi? E perché io vengo convocato in commissione antimafia, in audizione riservata con accanto a me l'ex presidente della stessa, all'epoca era l'onorevole Rosi Bindi, tutti i deputati e senatori erano presenti, tranne 2 senatori eletti entrambi in provincia di Latina. E perché a Latina, come anche in altri territori dove il fenomeno è più evidente, ma in realtà il fenomeno è diffuso in tutta Italia, anzi mi permetto di dire in tutta Europa, io ho condotto studi in Romania, in Spagna, in Grecia, in Portogallo, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in California. Perché nei territori dove tutto questo è più organizzato c'è sempre un grande mercato ortofrutticolo? Per esempio a Latina c'è il mercato ortofrutticolo di Fondi, il 4º mercato ortofrutticolo più grande d'Europa e il 2º più grande d'Italia, dove da sentenza è passata in giudicato via un condizionamento diretto di alcune delle più importanti organizzazioni mafiose del mondo, capaci tra di loro di entrare in relazione e di gestire tutta la logistica del mercato stesso. Processo La Paganese, davanti al mercato ortofrutticolo si ritrovavano 2 soggetti con l'autorizzazione di un terzo. Questi 2 soggetti erano Gaetano Riina, il fratello di Totò Riina, e il figlio di Sandokan Schiavone, fondatore dei Casalesi, i corleonesi e i casalesi insieme, che si riunivano davanti al mercato ortofrutticolo di Fondi con l'autorizzazione dell'Andrina Tripoto di Reggio Calabria, che governava il territorio. Il mercato ortofrutticolo di Fondi, come l'ortomercato di Milano, come il mercato ortofrutticolo di Vittoria, è al 51% di proprietà pubblica, della regione o dello Stato o dei comuni. E questi avevano la capacità di portare l'ortofrutta realizzata, come dire, coltivata e raccolta dai braccianti, in questo caso indiani, in tutta Europa, dunque anche sulle nostre tavole, con una cosa in più: i camion tornavano indietro con nel sottopancia armi pesanti e droga. La dimensione di tutto questo, dunque, pur partendo da un luogo specifico, il Sud Pontino, la provincia di Latina, assume una dimensione internazionale e ci coinvolge in tutti, almeno in quanto consumatori. Io poi faccio un'esperienza ulteriore perché seguo un trafficante di esseri umani in India e scopro, così dire, il sistema di tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo. E badate che la lettura, secondo me, mi permetto di dire, nei confronti di su come è organizzato il nostro mercato del lavoro in relazione ai migranti, deve essere associata alla legislazione che riguarda i migranti stessi. Da questo punto di vista una domanda fondamentale che io mi sono posto: com'è possibile che l'imprenditore Mario Rossi della provincia di Latina richiede attraverso il sistema quote esattamente Harbhajan Singh, che abita in un paesino sperduto del Punjab indiano? Come fa Mario Rossi a conoscere esattamente quella persona e a chiedere al nostro governo esattamente quella persona, sapendo che quella stessa ha bisogno di lavorare ed è disposto ad arrivare da noi? Lo fa perché c'è un intermediario, un trafficante di esseri umani, che è riuscito così tanto ad organizzare il proprio sistema da entrare in relazione, in collaborazione, in associazione con un pezzo del nostro sistema imprenditoriale che vuole esattamente un certo numero di braccianti, 10, 20, 30, 50 per sé, lascia il compito a questo trafficante di reclutarli individualmente, badate, non per portarli dal Punjab, dall'India con la barca in maniera estremamente complessa nel nostro paese, ma attraverso un volo aereo, quindi con un regolare biglietto aereo, con scalo a Fiumicino, quindi inserendo questi dentro il sistema quote, fornendo addirittura un visto che a volte è turistico e a volte è di lavoro, con una capacità straordinaria anche di corrompere pezzi del nostro sistema amministrativo, come peraltro alcuni processi hanno dimostrato, allo scopo di portare braccia da impiegare all'interno dell'azienda X, che ha preventivamente pagato tra i 3 e i 5 mila euro cada una di quelle persone. E quei braccianti stessi hanno pagato al trafficante una cifra che varia tra i 7 e i 15 mila euro. Vi sono apparentemente dei disoccupati che fatturano, tra virgolette, milioni di euro al mese e sono trafficanti di altissimo profilo.
che lavorano in associazione con un pezzo del sistema imprenditoriale, che non sempre è legato alle mafie, perché c'è una mafia che prescinde dagli iter, dalle pratiche di affiliazione tradizionale, perché adotta esattamente quel comportamento che è mafioso in sé. Com'è possibile che alcuni imprenditori agricoli del Pontino, che parlano veneto di origine, perché c'è una tradizione di emigrazione dal Veneto, io stesso per metà sono veneto, oppure emiliano, oppure toscano, e che quindi sono slegati in qualche modo da quei processi di affiliazione tradizionale, eppure non soltanto sfruttano pagando 2,50 € l'indiano, non soltanto adottano un discorso chiaramente razzista che è finalizzato a rendere o a definire soggetti inferiori quelle persone, quindi necessariamente da sfruttare, giustificando lo sfruttamento in sé, ma qualora questi, come dire, tentino una qualche forma di liberazione, colpirli con il massima durezza, organizzando raid punitivi. Ad alcuni hanno dato fuoco, ad altri hanno sparato, ad altri hanno spezzato le gambe. Allora una domanda: noi abbiamo organizzato nel corso degli ultimi 4 anni i 3 più importanti scioperi mai organizzati di lavoratori e lavoratrici, perché c'è una coniugazione dello sfruttamento lavorativo che è drammatica, che chiaramente incide sulle donne in maniera specifica. Le 3 più importanti scioperi di braccianti migranti li abbiamo organizzati in Provincia Latina. Il primo il 18 aprile del 2016 con oltre 4.000 persone. L'ultimo, come vi ho detto qualche giorno fa, lunedì scorso, con circa 3.500. Come è stato possibile rompere le catene di questo sfruttamento? Certamente la pedagogia degli oppressi di Freire, un percorso con loro, che ha previsto però l'informazione, la formazione, rinnovata nelle sue metodologie, l'organizzazione sì di corsi di italiano, ma di corsi di italiano fatti nei loro luoghi, nei loro spazi, con il loro verbale e il loro non verbale, con professionisti di altissimo profilo, capaci di dare a loro gli strumenti fondamentali per spezzare le loro catene, che significa non il corso di italiano pure necessario per andare a fare la spesa, ma utile per tradurre con loro i contratti di lavoro nella loro lingua di origine, entrando all'interno di ogni parola, spiegando che cosa significa, per esempio, pausa di lavoro, specificando che, per esempio, il nostro servizio sanitario è gratuito, quindi se qualcuno va in ospedale o al pronto soccorso e il medico locale ti chiede 50 o 100 euro, non glieli devi dare. Badate che sembra poco 50 o 100 euro, ma provate a guadagnare 400 euro al mese. Qualcuno ha chiesto ai braccianti indiani e ha ottenuto 800 euro per rinnovare la carta d'identità, 2 mesi di retribuzione. Il corso di italiano necessario per spiegare che cos'è il caporalato, perché il caporalato è un fenomeno che individuiamo noi avendo degli strumenti. Chi è vittima di quel percorso e di quel sistema criminale spesso non ha questi strumenti, addirittura individua il caporale come un soggetto amico, perché è colui che gli trova lavoro e quindi in qualche modo sviluppa anche una riconoscenza. Spiegare che cosa sono le forze dell'ordine, spiegare, o meglio, dare gli strumenti per leggere la busta paga. Gran parte di queste persone sono regolarmente impiegate, non lavorano completamente in nero, solo che il datore di lavoro a fronte di 28 giornate lavorate ne segna in busta paga 4 e quindi la retribuzione conseguente è di 300 euro. Quando si fa un percorso di questo tipo, che è, io lo definisco intimo, ma nel contempo di alto profilo, anche di carattere culturale, perché si danno gli strumenti in sé, questa organizzazione così complessa, che io ho estremamente sintetizzato, immaginate 15 anni di lavoro, in qualche modo entra in crisi, perché si sviluppa un senso che è quello di giustizia, che diventa bisogno di giustizia nel momento in cui tu sai che quel percorso, in qualche modo per te rivoluzionario, non è fatto da solo, ma è fatto con altre persone che vivono la tua stessa condizione, ma anche con altre persone, che posso essere io o altre associazioni, che con te si assumono il rischio di questo cambiamento. E allora vedete questi, come vogliamo definirli, ultimi della terra, nel vero senso della parola, non solo attraverso gli scioperi, le iniziative ci hanno ricordato che ribellarsi è ancora giusto e ancora utile, hanno contribuito a scrivere la nuova legge contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, la 199 del 2016,
la più avanzata legge che abbiamo in Europa contro le agromafie, hanno contribuito in che modo? Io fui chiamato a scrivere parte di questa norma, prima di scriverla mi confrontai con loro perché il dialogo doveva continuare. Loro sono i portatori dell'esperienza vera che noi cerchiamo di analizzare, di cogliere, di individuare e trasformare poi in quel percorso che dovrebbe portare ad una legislazione ma anche a procedure e a prassi migliori. E quindi questi stessi hanno chiesto delle cose che sono entrate dentro quella norma. Quella norma prevede per la prima volta in Europa una responsabilità penale del padrone, del datore di lavoro, che per la prima volta va sotto processo. E poi il sequestro e la confisca delle aziende o dei beni usati dal padrone nell'esercizio della sua attività criminale. Cosa che peraltro abbiamo recuperato dalla legislazione antimafia grazie a uno storico impegno di Libera. E badate, ad un certo punto un prefetto di allora ci dice: caro Mizzolo, voi potete organizzare tutte le occupazioni, le manifestazioni, le denunce, le analisi. Io nel corso degli ultimi anni lavoro per un'importante università inglese che spinge molto con le sue pubblicazioni, ha un credito internazionale molto importante, è chiaro che un suo report ha anche un peso politico. Ebbene, mi è stato detto: tutto questo per noi non ha senso perché questi sono forse vittime di sfruttamento, ma secondo noi non lo sono perché non denunciano. È stato riferito, lo abbiamo detto, ai braccianti indiani, nel corso di qualche anno hanno presentato oltre 150 denunce contro caporali, padroni, trafficanti, anche loro connazionali, avvocati, commercialisti e quant'altro, e a volte si sono costituiti parte civile nei processi. Guardate che questo è davvero uno straordinario cambiamento, perché non c'è soltanto l'attività in sé o la denuncia in sé per ottenere qualcosa per sé, cosa già di per sé fondamentale, ma un'attività che ha uno spettro e una visione molto più ampia, cioè a dire la ricerca di giustizia nelle sedi deputate, che sono una piazza, che sono un tribunale, che è un'azienda agricola, che è il proprio luogo di residenza, che è la rottura di quel legame con il trafficante che può magari minacciare te o la tua famiglia se ogni mese non mandi le rimesse attraverso il tuo lavoro, e questa è una delle ragioni per cui restano dentro quella dimensione che è quella dello sfruttamento. E quindi un territorio così complesso, così difficile come quello del Pontino sta nel contempo germogliando delle prassi, delle procedure, un impegno così radicale, ma nel contempo anche così straordinariamente aperto, che sta generando quel cambiamento straordinario e fondamentale che è fondato sul riconoscimento della dignità delle persone innanzitutto. E badate che questa è una novità nella storia di questo Paese. E cioè quelli che sono considerati ultimi, che sono stati definiti coloro che rubano il lavoro attraverso una diffusa retorica che è chiaramente xenofoba e razzista, stanno compiendo uno straordinario lavoro di impegno civile. E io chiudo con quanto mi ha raccontato, io l'ho vissuto in prima persona. Un bracciante indiano, è anche una delle storie ultime del libro, che io lì ho chiamato Kuldeep, e tutti i nomi sono inventati perché un altro approccio chiaramente professionale, io devo difendere queste persone in ogni modo, la loro identità innanzitutto, perché qualche malintenzionato potrebbe altrimenti agire. Kuldeep ha vissuto 6 anni, lo ha riconosciuto il Tribunale di Latina, in condizioni di schiavitù, dentro una roulotte, malmenato, i documenti sequestrati, picchiato sistematicamente. Quando picchiato la notte si chiudeva dentro la roulotte e usciva dalla finestrella e andava a dormire dentro la stalla. Guadagnava tra i 50 e i 150 euro al mese, lavorava prima nella stalla, durante l'arco della stessa giornata, poi nel campo aperto e poi nell'agriturismo del padrone. Per mangiare rovistava negli avanzi che il padrone buttava la sera nella spazzatura. Kuldeep era sull'orlo del suicidio. Nel corso degli ultimi 3 anni 14 braccianti indiani si sono suicidati impiccandosi dentro le serre. Questo tanto per avere un'idea. Lui però capisce che quello sciopero è un momento di svolta. Noi usiamo una metodologia particolare. Non ci interessa tanto comunicare lo sciopero alla nostra stampa, ma alla loro stampa. Quindi iniziamo a costruire tutto materiale
video, fotografico, e lo facciamo diffondere ai braccianti stessi attraverso i loro cellulari, quindi in qualche modo un utilizzo, permettetemi di dirlo, strumentale ma intelligente della tecnologia. A me certo interessa che Mario Rossi di Parma o di Udine sappia di quello sciopero, ma interessa ancor più che Harbhajan Singh o la moglie, che vive quelle stesse condizioni, conosca questo percorso di lotta, di emancipazione, di consapevolezza, per poterlo replicare, e quindi facciamo questa operazione. E Kuldeep apprende quindi di uno sciopero, e che cosa apprende? Apprende che non è il solo a vivere quella situazione, ce ne sono altri come lui e suoi connazionali, che esiste una comunità di suoi connazionali che si sta ribellando, alla quale lui in qualche modo può partecipare. Decide di non suicidarsi, ma inizia un dialogo mediatico con noi, perché lui abitava dentro una roulotte nel campo del Padrone, io non avevo possibilità di accedere, ma iniziamo a comunicare con i social, quindi WhatsApp e altre, e noi gli facciamo un corso online di diritto del lavoro, di diritto costituzionale, di sostegno psicologico, che è un altro elemento centrale, di mediazione culturale. Ad un certo punto Kuldeep dice: ok, io voglio denunciare. Interviene il comando dei carabinieri, e per la prima volta Kuldeep dinanzi ai carabinieri non scappa su ordine del padrone, ma resta e racconta. Insieme a Kuldeep viveva nelle stesse identiche condizioni e situazioni un nostro connazionale, che invece purtroppo, e io rispetto la decisione, ha deciso di non parlare. Kuldeep decide quindi di denunciare, il datore di lavoro finisce sotto processo, Kuldeep si costituisce parte civile, è il primo migrante lavoratore indiano che ottiene il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, perché viene riconosciuto come un soggetto che dà un contributo al paese, facendo arrestare non solo un imprenditore criminale, ma un imprenditore criminale che nel corso del processo, scopriamo, lo ha sistematicamente minacciato di morte con una pistola che è stata usata nella strage di Duisburg dall'Andrina Pesce Bellocco di Rosarno. Come dire, un soggetto abbastanza pericoloso, abbastanza è un eufemismo. Il figlio di questo criminale ndranghetista è il referente di un importante clan siciliano per ciò che riguarda lo spaccio di droga in provincia di Latina. Quindi un soggetto di altissimo profilo che è stato denunciato dall'ultimo della fila, che si è costituito parte civile. Kuldeep è stato sempre informato anche della pericolosità di questa persona, del suo ex padrone, ha sempre deciso di partecipare ai processi, e alla domanda che gli è stata fatta: ma perché a te non sarebbe bastato denunciare, hai ottenuto il permesso di soggiorno, non ti conviene tornare dalla tua famiglia? Lui dice: io lo faccio per motivi di giustizia, perché non voglio che nessun'altra persona, uomo o donna, italiano o migrante, possa vivere la mia stessa situazione. Il mio è un contributo che do a questo paese, e secondo me questo è, come dire, lo spirito giusto, il contributo più straordinario che si può ottenere, che queste persone, come noi chiaramente, possono dare a questo Paese in termini di non soltanto riforma del nostro diritto del lavoro, ma io credo di riforma in senso rafforzativo della nostra democrazia. Grazie. Gli applausi parlano da solo, hai toccato delle corde che ovviamente ci mettono in difficoltà. È chiaro che ecco, ci hai dato un velo di speranza alla fine, perché insomma ci hai raccontato di un percorso di ritrovata dignità di un lavoratore che aveva perso la sua dignità.
Ora, Pierluigi, non so come siamo per i tempi, chiudiamo questa serata e quindi ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato e do la parola a Pierluigi Di Piazza per i saluti conclusivi. A conclusione solo una espressione di gratitudine a voi, tutti coloro che sono intervenuti e che ci hanno arricchito veramente di informazione e di formazione della coscienza, e quindi una gratitudine grande, e a tutti coloro che hanno partecipato qui in sala, nel tendone, collegati. E poi dopo, adesso non più alle 9, credo un po' più tardi, ci sarà uno spettacolo di una bravissima attrice che è Aida Tagliente, Le donne cambiano il mondo, che durerà un'oretta, e quindi ci vedremo dopo per chi ha deciso di iscriversi o chi decide anche adesso di restare. Grazie ancora e buona serata. Grazie.